Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il Cagliari cerca il bis in campionato dopo la prima incredibile vittoria contro il Frosinone della scorsa domenica e per farlo dovrà superare il Genoa, riduce dalla vittoria casalinga sulla Salernitana e voglioso riuscire dall'Unipol con dei punti importanti. Io sono Andrea Sanna e qui come in studio a fornirci statistiche e curiosità abbiamo la nostra Francesca Berghina. Buon pomeriggio Franci. Buon pomeriggio, ciao. E in collegamento telefonico direttamente dall'Unipol Domus per farci immergere nella partita con la sua cronaca, la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, ben trovato Andrea, ben trovata Francesca, eccoci all'appuntamento che stavamo aspettando. Dopo le 2 vittorie consecutive, una in campionato e una in Coppa, il Cagliari va alla terza, diceva il nostro amatissimo Troisi, non c'è 2 senza 3, o meglio ricomincia da 3 in questo caso e noi dobbiamo ricominciare a questa terza vittoria che aspettiamo quest'oggi, sperando che possa non arrivare, ma se dovesse arrivare comunque all'ultimo secondo la sapremo accogliere allo stesso modo, ma che non ci faccia soffrire tanto, perché è vero che il nostro cuore è forte, perché è un cuore rosso blu, ma è altrettanto vero che è un cuore che poi viene sottoposto a tantissimi stress in quella che è la storia del Cagliari. Forse è caratterizzante quello che lo spirito del Cagliari, non arrendersi mai, giocare fino all'ultimo pallone, riuscire sempre a cercare il risultato fino a che arbitro non fischia, diceva il buon Boscov. E anche quest'oggi cercheremo una vittoria contro il Genoa che è partito meglio di noi, è una matricola quanto noi, è una matricola un po' più collaudata perché aveva già costruito la sua intraiatura prima della retrocessione, ma è una squadra alla nostra portata, anche perché il Cagliari aveva un problema di testa, lo abbiamo detto per tutta la partita la volta scorsa, lo abbiamo annunciato al gol di Oristanio e infatti quando poi si è sbloccato il cervelletto e il cervellino, ecco che il Cagliari ha saputo far funzionare anche tutte quelle che erano che era la crescita che era rimasta sotto il terreno e che era stato il lavoro fatto in tutti questi mesi da Claudio Ranieri. Improvvisamente è spuntata la pianta del suo lavoro e speriamo che oggi possa anche fiorire. Claudio Ranieri che si presenta oggi per questa sfida così importante con una formazione abbastanza offensiva, dobbiamo dire. Vitto, ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo e come la devo ricomporre, ma è abbastanza significativo quello che mette in campo, perché gioca con Scuffette tra i pali, probabilmente Arcidiacos a destra, secondo me non rinuncia ai 4, con Goldaniga e Dossena centrali e con Augello a sinistra, con i 2 mediani Macumbu e Prati, e poi con 3 trequartisti o se volete 3 attaccanti che sono in questo caso
i rimanenti, e cioè Janko, o meglio con trequartista Mancoso e poi con Janko e Luvumbo, che insieme ad Oristanio comporranno il tridente. Quindi veramente tantissimi attaccanti. È molto probabile che possa essere, come ho detto, un 4-2-3-1, cioè con un giocatore un po' più avanzato, che potrebbe essere certamente quello più indicato è Luvumbo, con i tre trequartisti alle spalle, Mancoso, Oristanio e appunto Janko, e con i due mediani Macumbu e Prati alle loro spalle. Sarebbe veramente una squadra molto attrezzata per spingere, considerato che poi, non avendo un esterno di destra che spinge, ha in qualche modo blindato la difesa con un difensore in più, appunto Azidiakos, che insieme a Goldaniga e allo stesso Dossena, ma anche chiamando Augello, maggiore controllo nella sua corsia di sinistra, potrebbero essere i giocatori che in questo momento possono rappresentare quella diga che serve insieme ai due mediani per far esplodere i quattro attaccanti, chiamiamoli così, anche se non tutti sono attaccanti di ruolo. Vediamo invece, Vito, hai anche la formazione del Genoa, presentaci anche come sì, molto simile a quella del Genoa, perché a Martinez in porta 3 difensori, o almeno in fase di possesso sicuramente 3 difensori, e cioè De Winter, Dragusin e Vasquez, poi 2 esterni, Sabelli a destra e Martina a sinistra, e 2 mediani, Strootman e Badley, e poi Frendrup, che potrebbe giocare un po' più dietro rispetto a Malinowski e a Gudmundsson. Anche loro non attaccanti, c'è l'assenza di Retegui, che è certamente un'assenza importante, e quindi da questo punto di vista non ha voluto schierare uno come Ekuban in zona d'attacco e ha preferito, se vogliamo, imitare il Frosinone, perché questo Genoa assomiglia tanto negli attaccanti al Frosinone che era stato schierato a Cagliari, senza una punta centrale e con giocatori che potevano in qualche modo rappresentare delle insidie, perché si muovevano sotto l'arco del campo. È proprio così, è partita con il Frosinone che ha portato molto entusiasmo nei tifosi del Cagliari. Franci, tu eri allo stadio settimana scorsa, come l'hai vissuta, insomma, questa vittoria insperata all'ultima in rimonta? Ricca di emozioni. Inizialmente c'era un clima parecchio negativo e cupo. La fine è stata proprio un mix di emozioni che, tra l'altro, mi sono messa a ballare perché ero proprio nel mood di festa, bellissima. Poi la gente proprio era quello che aspettava e sono stati tutti felici. Sì, è stato davvero una bella botta di gioia per i presenti allo stadio, che hanno accompagnato poi il Cagliari nei festeggiamenti. Soprattutto ci scrive come sempre il nostro Alessio Forza Castedo, ci invia anche una foto dalla curva nord, così come il nostro Francesco, se non sbaglio, Francesco, sì, che è sempre con una bella foto dalla curva nord, ci ci scrive il suo Forza Cagliari, così come Manuel che ci scrive Forza Cagliari. Quindi speriamo che questi auguri possano far bene. Vito, come detto, tanto entusiasmo in un Cagliari rivitalizzato dalle 2 vittorie consecutive, entrambe allo scadere, ma davanti si trova un Genoa che, come abbiamo detto, sa essere pericoloso e sa essere efficace soprattutto negli uomini più tecnici che possiede, Malinowski e Gudmundsson. Sì, senza dubbio, 2 giocatori assolutamente interessantissimi. Malinowski l'abbiamo visto giocare già con grande efficacia nell'Atalanta. Gudmundsson è un giovane che sa mostrare veramente grande tecnica, non grande precisione, viene fuori da una scuola islandese, che è una scuola che alla fine è stata capace di creare grandi calciatori. Pensate, con una serie di campi coperti, un programma studiato a livello governativo e federale, che ha portato un popolo di pochi milioni di abitanti ad avere una squadra che improvvisamente in Europa ha una sua dimensione, tanti giocatori che poi si sono piazzati a destra e a manca, migliorando loro per primi, ma facendo migliorare conseguentemente anche il livello del calcio generale nel loro paese. Quindi assolutamente una situazione molto molto interessante quella che propone il Genoa, pur senza la sua punta di diamante, perché comunque Retegui è chiaramente il giocatore più importante di questo Genoa, quello più forte in assoluto, quello che riesce a rappresentare il gioco che viene espresso, e molte volte anche quello che, se non finalizza, comunque ti trova lo sbocco per andare a rete. Abbiamo visto poi una Cagliari che è riuscito a incidere in settimana anche con una formazione differente. È vero che la stanchezza accumulata sarà tanta, Vito, per i presenti, soprattutto nel totale della partita, però comunque ci aspettiamo di vederne qualcuno di quei protagonisti. Forse quello che attendiamo di più è la Padula. Pensi avrà un suo spazio in questo match con il Genoa?
Ma io ti faccio una domanda: se tu hai un animale come la Padula in panchina, non lo fai giocare almeno un quarto d'ora? Sì, mi sembra improbabile. Assolutamente sì. Poi la Padula contro ex squadre è sempre anche quella voglia in più, bisogna sempre metterlo, perché sa essere diciamo che è proprio antipatico agli avversari. Lo era antipatico quando lo era nostro avversario perché aggrediva ogni pallone, lo è anche probabilmente contro quelli che stiamo sfidando adesso. Quindi un giocatore che potrà fare molto bene, vedremo se sarà effettivamente del match. Per quanto riguarda le scelte, a destra c'è il problema. La settimana scorsa era Payton Nandez, Vitto Acidiakos ha dei piedi interessanti, sarà stanco dalla partita, ti aspetti magari una fascia destra un po' più come posso dire, difensiva rispetto invece al fronte sinistro? Ma secondo me la lezione che ha tratto dalla partita contro il Frosinone è quella che forse la difesa con i soli due centrali era troppo scoperta, e quindi spingendo troppo con Nandez prima e con Zappa dopo ha lasciato spazio perché potessero partire con grande facilità, anche se poi le azioni principali sono nate da sinistra. Però quando hai un difensore in più è più facile anche spostare la linea di difesa verso il punto in cui il pallone si sta giocando. Quindi da questo punto di vista credo che sia anche un accorgimento conseguente agli errori visti nella partita scorsa. Abbiamo sempre detto che il momento migliore per lavorare sugli errori è dopo una vittoria, e quindi non credo che sicuramente Ranieri abbia trascurato questo aspetto, e dopo la vittoria ha lavorato ancora di più sfruttando l'entusiasmo per curare tutti quegli errori che sono stati effettuati contro il Frosinone, perché altrimenti 3 gol non li prendi, e se non fosse così non saresti la peggiore difesa del campionato per numeri. Le statistiche non ti dicono in assoluto quello che sei, ma ti danno un'indicazione di quella che è la direzione che hai preso. Assolutamente d'accordo, Vito, un'analisi perfetta. Franci oggi sarà anche impegnata nel seguire i vostri messaggi, come vi ho detto in precedenza. Potete scriverci a WhatsApp al 340 5186 036 oppure commentare la diretta di YouTube sul canale di Vittorio Ossanna. Franci, è già arrivato qualche messaggio? Sì, oggi si sono sintonizzati in tanti. Pietro Gaddeo ci scrive: buona partita a tutti. Corrado Mainas, forza Casteddu, Arogatuttu, e ancora Luigi, forza Casteddu. Interessante, stavi aggiungendo qualcosa? No, Franci? ho finito però. L'ho vista pronta, carica a aggiungere qualcosa. Questi sono i commenti dei nostri tifosi che ci scrivono. Noi ci stiamo preparando come i tifosi allo stadio per questo Cagliari-Genoa, per una partita che è chiave tanto quanto quella con il Frosinone, anche per dare continuità all'entusiasmo, alla voglia, alla sicurezza che poi questi ragazzi piano piano stanno costruendo. Il clima com'è allo stadio, Vitto, oggi? Ma bellissimo, perché poi chiaramente le vittorie portano entusiasmo. Abbiamo un numero certo di tifosi che è nato dagli abbonamenti, ed ecco qual era il grande vantaggio del Cagliari, che ha una curva, lo sottolineo ancora una volta, meravigliosa quando fa solamente il tifoso, perché io non vedo in tanti altri posti d'Italia una squadra che sta perdendo 3-0 e che viene continuata a essere sostenuta. Probabilmente non sarebbe stato così alla fine della partita se il risultato non sarebbe cambiato, ma riuscire a continuare a esaltare la tua squadra, a spingerla quando stai perdendo è di fondamentale importanza. Quindi stadio carichissimo per questa partita, con tutto l'entusiasmo che serve, con la serenità che il Cagliari comunque si è conquistato con quella vittoria, con queste 2 vittorie, e quindi con la possibilità di vedere realmente un po' di più quella che è l'equilibrio della squadra. Non sarà sempre come la squadra che ha recuperato i 3 gol, ma non sarà sempre neanche la squadra che li ha presi i 3 gol. Diciamo che il Cagliari deve cercare questo punto di stabilità, questo punto medio che dica realmente che squadra è, sapendo che nello sport in genere e anche nel calcio, se qualcuno l'ha dimenticato, la crescita è un obiettivo costante del lavoro settimanale. Non si può pensare allo staticismo, che se io inizio con questo valore devo finire questo valore. È contrario alla legge della natura, è contrario a chi si allena, a chi lavora, a chi produce, perché la crescita fa parte della vita, è la vita stessa. Quindi assolutamente dobbiamo entrare nell'ottica sempre che una squadra deve crescere. Per crescere servono i sacrifici, serve il lavoro, serve il tempo e la pazienza molte volte di vederlo questo lavoro. Andrea, ti porto via altri 30 secondi mentre le squadre stanno entrando in campo, intanto per fare gli auguri a un grande bomber, al nostro David Suazzo, che quest'oggi compie 44
4 anni, li metterà in fila per 3 e rimarranno 2 anche lui, come tutti quelli che ci sono passati ai 44 anni. Nei giorni scorsi è stato il compleanno di Marco Sau, l'altro ieri per essere precisi, altro grande bomber del Cagliari. È stato anche il compleanno il 1° novembre di Dario Silva, ma continueremo con il 7 di novembre con il compleanno del mito di Gigi Riva. E a questo proposito non perdete d'occhio i canali social, i canali YouTube di Galleria Progetti e il mio personale sempre su YouTube, perché alle 18:30 di domani sera verrà caricata la puntata di 100 Rossoblu dedicata al mito, intitolata 60 anni da Sardi. È una occasione in cui, forse l'unica, malgrado tutti abbiamo parlato di Riva, per sentire parlare Riva da sardo e solamente da sardo. E quindi imperdibili questi prossimi appuntamenti. Noi salutiamo Vittorio Ossana e lo troveremo tra pochissimo per la cronaca diretta. Sei pronto, Vita? Tra poco? A tra poco. Una volta salutato il nostro Vittorio, cediamo un attimo la linea per quanto riguarda il giornale radio e poi torniamo per iniziare a immergerci in questo Cagliari-Genoa. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua l'allarme maltempo in Toscana, dove 16.000 famiglie sono rimaste senza luce. Centinaia i nuclei familiari evacuati dalle zone più colpite, da Montalle, Montemurlo e Prato, dove le autorità hanno invitato ad abbandonare i piani terra delle case. La stima dei danni sale a $500 miliardi. Allerta arancione anche in Emilia, Friuli, Veneto e Liguria. Il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni è stato avvistato ieri nel fiume Po, quasi all'altezza dell'isola dei Gabbiani. Recuperata, la salma è stata portata sulla riva più vicina. Le condizioni del cadavere fanno ritenere che la donna, per cause in corso di accertamento, sia caduta in acqua di recente. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha chiesto di fermare la violenza estremista contro i palestinesi in Cisgiordania durante l'incontro con il presidente palestinese Abu Mazen, che chiede a sua volta un cessate il fuoco immediato. Blinken ha anche sottolineato l'impegno degli Stati Uniti a lavorare per la creazione di uno Stato palestinese. Ancora in corso all'aeroporto di Amburgo le trattative tra la polizia e il cittadino turco che si è serragliato in auto con la figlia di 4 anni chiedendo di andare in Turchia. Si tratterebbe di un caso di conflitto per la potestà. In chiusura allo sport, The Big Apple è pronta. Oltre 50.000 podisti provenienti da tutto il mondo percorreranno i durissimi 42 chilometri della maratona più famosa al mondo tra le strade di New York. Più di 2.000 gli italiani presenti. Si parte alle 14:40. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Il vento sulla terra soffia fitta rosso e blu di corazze di 4 mari lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro fantastico inno, come sempre, ci introduce ai match del Cagliari. Si sta per disputare la partita tra Cagliari e Genoa, due squadre che tengono molto a questo incontro, anche perché potrà essere fondamentale per quanto riguarda poi il conteggio a fine campionato e per vedere chi resta e chi va giù per quanto riguarda la zona retrocessione. Franci, c'è attesa, c'è voglia di vedere queste due squadre in campo, c'è voglia di vedere il Cagliari metterci ancora una
una volta tutto il cuore, come visto nella seconda parte di domenica scorsa. Sì, io credo che oggi sarà una partita abbastanza equilibrata, Andre, perché entrambi comunque cercano una conferma a quanto fatto precedentemente nelle scorse partite, quindi un ulteriore successo da parte di entrambe le squadre, e poi appunto quella continuità che sarebbe, diciamo, arrivata anche l'ora di avere dopo un certo punto del campionato, no? Sì, arrivata l'11ª giornata c'è bisogno anche di costruire e cementificare quelle sicurezze di cui si parlava in avvio. Genoa che, come abbiamo detto, è reduce dalla vittoria 1-0 in casa contro la Salernitana che tra l'altro ha perso il suo match di ieri, il derby campano contro il Napoli, quindi continua a stare all'ultimo posto, risultato che invece non aiuta il Cagliari, quello che è maturato ieri sera a Milano nella partita tra Milan e Udinese, portata a casa dalla squadra bianconera, che ha trovato il primo successo del campionato proprio con un avversario ostico come il Milan. Ma ciò che è importante è che il Cagliari oggi si deve presentare ed è partito con il piglio adatto. Bisogna mettere su una prestazione di livello, anche perché gli interpreti piano piano li stiamo recuperando, i nuovi entrano in condizione. Penso ad esempio a un Jankto che è arrivato con un po' di ritardo, diciamo così, dal punto di vista fisico, e anche queste notizie poi aiutano nel totale a giudicare, a costruire una formazione convincente che possa dar battaglia contro qualsiasi avversario si trovi davanti. Noi seguiremo anche altre partite oggi in contemporanea con il match del Cagliari, perché si sta giocando in Liga Spagnola. Alaves e Almeria sono bloccate sullo 0-0, due partite invece per quanto riguarda l'Eredivisie. Nijmegen contro Volendam, risultato parziale di 1-0 per la squadra di casa, e Zwolle Sittard ancora a reti inviolate. Per quanto riguarda invece la Francia, si stanno giocando ben 3 match, quello tra Nantes e Reims. Strasburgo invece affronta il Clermont, il Tolosa ospita il Le Havre. Ultima partita che seguiremo, tra le altre poi inizieranno tra qualche minuto, è quella tra Nottingham Forest e Aston Villa per quanto riguarda la Premier League inglese. I primi minuti si stanno già giocando all'Unipol Domus, la partita è accesa, è carica, e anche un po' di studio in questo momento in cui non si trovano gli spazi necessari per trovare anche delle verticalizzazioni rapide. Si cerca di trovare il punto in cui una delle due squadre rossoblù non riesce a essere efficiente, si va ad attaccare lì. Ma intanto la cosa che facciamo di sicuro è quella di andare dalla nostra voce del Cagliari, da Vittorio Sanna. 3 minuti scoccati in questo momento con il Genoa che imposta. Il Cagliari poco fa ha portato un po' di pericoli dalle parti dell'area di rigore avversaria, ma poi alla fine ha interrotto tutto per uno in fuorigioco. E ancora il portiere Martinez che riceve il pallone, che invita i suoi a salire, ma c'è il sovrannumero e quindi insiste a destra su Sabelli. Sabelli controlla, ritorna all'indietro ancora su De Winter. De Winter porta avanti il pallone, lo gioca centralmente per uno degli ex, cioè Strootman, che è in gran polvere, dobbiamo dire, rispetto alla condizione che aveva a Cagliari, dove probabilmente mangiava bene. Il problema ancora per Dragusin ancora non è riuscito a risolvere l'impostazione, infatti chiude Olistanio, recupera Prati, tenta di partire, vince il duello Strootman, ma lo fa con una irregolarità e quindi intervento arbitrale e calcio di punizione. 3 minuti e 45 con il retropassaggio, il pallone ancora per Dossena a sinistra nella zona di Azidiakos, e poi ancora Augello invece per Prati che imbecca molto bene, in questo caso Luvumbo che controlla il pallone ancora per Augello che tenta di spingere, porta il pallone verso il fondo, effettua il cross, pallone spazzato via. Probabilmente con una posizione del corpo diversa Luvumbo sarebbe potuto partire via in mezzo ai due avversari, invece si è messo con la posizione con le spalle rivolte alla porta e così è stato costretto ad uscire per poter controllare. Molto bravo Azidiakos, schierato nella posizione di centrale, pallone avanti per lo scatto di Olistanio che può andare al cross, la palla all'interno dell'area dove non ci sono giocatori del Cagliari, ed ecco la ragione per cui viene messo fuori il pallone, che viene giocato ancora al centro dell'area con De Winter che dà al Dragusin un po' l'imbarazzo in Genoa, il colpo di testa, la palla per Janko che appoggia verso Mancoso, ancora Dragusin che interviene, poi la palla è giocata da Gudmundsson che tenta di partire, ecco il giocatore islandese, l'ultima chiusura in ripiegamento di Prati che dà il pallone all'indietro per il proprio portiere Scuffette, da questi ancora verso Azidiakos, pallone ancora sulla destra, e Goldaniga, il giocatore che gioca a destra con Dossena che fa coppia con Azidiakos centrale. Eccolo ancora Scuffetti che ha il pallone tra i piedi,
chiama Prati a sé, Prati che gli indica invece di dare la palla ad Arzidiakos per Prati a sinistra per Augello avanti per lo scatto di Luvumbo, esce il portiere Martinez, allontana dall'esterno dell'area, poi Malinowski sbaglia l'appoggio, recupera quindi Makumbu, 5 minuti e 35, Makumbu in verticale a cercare Mancosu, si volta, appoggia a sinistra molto bene per Janko per Augello, il cross arretrato, Luvumbo, sinistro largo alla sinistra del portiere, ha cercato di girare verso il palo lontano, ha girato troppo, invece che 90 gradi almeno 120 e il pallone è finito largo alla sinistra del portiere Martinez, che ha visto la palla passare al suo lato alla sinistra. 6 minuti e 2 secondi, 0-0 il punteggio all'Unipol Domus tra Cagliari e Genoa, linea allo studio. È un Cagliari che quindi ci sta provando a innescare i suoi uomini più pericolosi, grazie anche a un ottimo fraseggio a palla bassa. Si sta cercando di trovare anche la via della pericolosità in modo elegante quasi, Franci. Ci stanno provando bene, stanno cercando di innescare l'Uvumbo, che è sempre devastante. E soprattutto molti più tiri in porta. Anche nella guida del campionato ci sono le statistiche che hanno fatto appunto notare che i tiri in porta del Cagliari sono aumentati, con un totale di 30 tiri in porta, quindi il Cagliari si trova 18esimo nella classifica delle squadre con i tiri in porta, mentre il Genoa è a 28 tiri in porta. Quindi qualcuno in meno anche dei nostri. Sì, esatto. Un Cagliari che nelle ultime settimane soprattutto sta riuscendo a essere più efficace quando si trova ad attaccare, sta riuscendo a portare maggiori pericoli dalle parti dei portieri avversari, e di conseguenza anche questa statistica che è iniziata in maniera impietosa. Se ricordo male, nelle prime 5 partite erano stati tipo 4 tiri in porta, una cosa del genere, e poi nelle ultime abbiamo recuperato quel gap anche per non essere gli ultimi in quella statistica. Un Cagliari che però adesso deve continuare bene a battere il ferro finché è caldo, a battere questa voglia di entusiasmo, questa voglia di far bene che i giocatori stanno mettendo in campo e che hanno confermato anche le seconde linee in Coppa Italia contro l'Udinese. È il momento di spingere. Speriamo che questa partita con il Genoa possa essere l'occasione adatta. Intanto cambiano alcuni risultati in giro per l'Europa. Il Nijmegen si è fatto recuperare dal Volendam 1-1 il parziale, e anche un giocatore espulso, quindi da una situazione di potenziale vantaggio, anzi di vantaggio effettivo e di controllo del match. Il Nijmegen adesso si trova in grossi guai quando siamo appena al 40esimo. Intanto si è sbloccato anche il match per quanto riguarda la Premier League inglese, con il gol del Nottingham Forest in casa che va a sorpassare momentaneamente l'Aston Villa. Vedremo come si evolverà la partita. Franci, c'è qualche commento? Sì, qua su YouTube ci scrive Salvatore Maricca: partita cruciale che non possiamo fallire. Proprio vero, eh? È proprio vero. Serve la conferma contro una squadra che è abbordabile, contro una squadra che è al tuo livello. Come abbiamo detto, il Cagliari è partito molto male, in maniera anche abbastanza deprimente, anche a causa del calendario, che non deve essere una scusa, ma che comunque l'ha messo in difficoltà, soprattutto nei momenti in cui si iniziava a formare la squadra, in cui si iniziava a formare quegli automatismi. Affrontare degli avversari di livello altissimo, come è stato nei primi incontri, non è sicuramente facile per poi costruire quella confidenza. Ci scrive al nostro 340 5186 036 Giacomo dalla Germania, e ci scrive il suo Forza Cagliari con i cuori rossoblu. Speriamo di poter raccontare un'altra vittoria cagliaritana oggi in questo match contro il Grifone che è uno degli avversari storici del Cagliari. Sono ben 74 i precedenti tra le due compagini, dove sono arrivate 27 vittorie rossoblu sarde, 20 pareggi e 27 vittorie rossoblu liguri, quindi è completamente in pari per quanto riguarda la statistica delle gare vinte, pareggiate e perse. In casa il bilancio è ancora superiore, con 38 incontri disputati, 21 vittorie del Cagliari, 9 pareggi e 8 vittorie genoane. L'ultimo successo rossoblu in casa risale al settembre del 2019, con il roboante 3-1 deciso da Simeone, João Pedro e l'autogol di Zapata, che hanno reso inutile il momentaneo pareggio di Kouamé. Cagliari che continua a provarci in questi ultimi minuti, meno intensità, meno
facilità di riuscire ad arrivare dalle parti di Martinez, ma comunque una squadra che continua a stare attenta in campo e a vedere dove il Genoa sta cercando di far più male, Franci. Sì, tra l'altro un Genoa che parte svantaggiato perché il Cagliari ha una maggiore scelta di attaccanti in panchina, mentre il Genoa, come ha detto Gilardino nell'intervista, ha dovuto fare delle scelte forzate perché molti dei suoi attaccanti sono acciaccati, e quindi si parte già un po' in svantaggio per quanto riguarda questo fatto, no? Sì, è proprio così, bisogna vedere un po' per quanto riguarda noi chi riuscirà a essere della partita, chi riuscirà poi effettivamente a rendersi protagonista tra coloro che sono in panchina. Pavoletti, Shomurodov, Petagna, li abbiamo detti tu, e la Padula soprattutto, li abbiamo detti tutti, abbiamo ben 4 punte tutte che non sono partite tra i primi. Petagna ha fatto 120 minuti in Coppa Italia, probabilmente anche per quello che non è stato scelto tra le prime linee, così come altri interpreti che oggi riposano. Quelli invece che sono in campo hanno quasi tutti riposato e sono pronti a dar battaglia a un Genoa che qualche minuto si è conquistato un buon calcio di punizione dall'out di destra per quanto riguarda appunto la squadra ospite. Il cross al centro però è stato ben intercettato da Scuffet, sicuro in questa uscita, Franci. Sì, nessuna paura per Scuffet, palla proprio in mano da parte del Genoa. Per ora tutto bene. Ok, andiamo a vedere invece i precedenti tra gli allenatori. Dopo aver visto quelli tra le due compagini, Ranieri ha allenato contro il Genoa in 24 occasioni in cui sono arrivate 12 vittorie, 7 pareggi e ben 5 sconfitte. Il bilancio è comunque positivo per quanto riguarda Sir Claudio. Alberto Gilardino invece ha affrontato il Cagliari e Ranieri, ovvero nell'unica occasione in cui sono scontrati nel corso della passata stagione in Serie B, e quindi unico dato per quanto riguarda Gilardino è un pareggio colto nell'ultimo match. Queste le statistiche per quanto riguarda gli allenatori. Chi invece è il direttore di gara è Marco Guida, la sezione di Torre Annunziata, la 186esima direzione nella massima serie. Ha diretto il Cagliari in 14 incontri in cui sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda ha diretto anche la finale di ritorno di Bari Cagliari della scorsa stagione. Ricordiamo tutti com'è finita e che risultato poi ha portato. Invece l'ultima sconfitta sotto la sua direzione è stata nel match casalingo con il Milan del gennaio del 2018. Le sconfitte sotto la sua direzione sono arrivate solo con grandi squadre, Milan, Roma e 2 volte la Juventus. Per quanto riguarda invece le partite che ha arbitrato del Grifone, 15 occasioni, 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Queste le statistiche per quanto riguarda l'arbitro della gara, il signor Guida. Qualche minuto fa troppo irruento Luvumbo nel cercare di recuperare pallina avanti, Franci. Sì, troppo irruento, e qua su YouTube notano che il Genoa sta manovrando bene la partita. Luigi Coletti ci scrive partita tosta. Sì. Ho visto da subito il Genoa molto pressante da parte del Cagliari, che tra l'altro non sta facendo notare tutta questa grande difficoltà al momento. Sì, si sta giocando in maniera equilibrata, ma d'altronde conosciamo anche il Genoa, ne abbiamo parlato in avvio, e Gilardino fa parte un po' di quella nuova leva di allenatori che sta facendo bene in Serie A, che riescono a esprimere un calcio comunque di valore con giocatori tecnici e anche premiando le individualità, ma che riesce a unire anche tanti ragazzi giovani, e quindi vedremo come continuerà questo campionato del Genoa. Spero che oggi ci sia una lezione da imparare per loro in questa trasferta cagliaritana, nel loro percorso di crescita, no? Ci sono anche le lezioni oggi, speriamo di potergliela dare. Cambiano ancora i risultati in campo internazionale. L'unico aggiornamento arriva dalle divise con lo Zwolle, è passato in vantaggio contro il Sittard. Petagna l'abbiamo visto, abbiamo parlato più volte che è uno dei tuoi preferiti. Grande azione per quanto riguarda la Coppa Italia per l'assist per la Padula. Molto bene, ha giocato davvero bene, e come ha affermato lui si è ripreso in confronto alle precedenti partite a inizio campionato. È molto più leggero, l'abbiamo visto anche appunto nello scatto che ha fatto per il passaggio del gol di La Padula, e si è dimostrato di essere finalmente il giocatore che avevo visto io. Ecco, dove l'avevi visto? Dove l'avevi visto giocare?
Vabbè, non abbiamo questa informazione, questo piece of information. Adesso al Fantacalcio ho Oristanio, quindi per ora sono concentrata su di lui. Bisogna far bene, anche perché Oristanio, anche per quanto riguarda la Coppa Italia, ha disputato una buona partita, un po' troppo egoismo, diciamo così. Dopo il gol trovato la settimana scorsa, ha trovato tanta fiducia nei suoi mezzi. Coppa Italia ha voluto tentarla un po' da tutte le parti, a un certo punto anche da calcio d'angolo diretto. Quindi finché prende la porta, finché comunque crea delle azioni pericolose o segna direttamente lui, va bene, però bisogna anche cercare i compagni dentro, Francio. Un po' più di altruismo, sì. caro Oristanio. Sì. Va bene che c'è la Fantacalcio, ma non è che bisogna essere così egoisti. No, non lo giustifico. È giusto. Tanto c'è un po' un continuum per quanto riguarda il Genoa negli ultimi minuti, quando si va a giostrare palla con il portiere e gli ultimi difensori, c'è un po' di imbarazzo nella gestione del pallone. Il Cagliari deve essere molto bravo a sfruttare queste opportunità che gli si presentano davanti, che non sono poi effettivamente quelle opportunità pulite, ma con giocatori dal grande impeto e dalla grande velocità di direzione, come può essere un Zito Lovumbo. Bisogna attaccare le caviglie degli avversari, come si diceva tra i campi di provincia, come dicevano gli allenatori quando eri piccolino, devi mossiare le caviglie e andare a prendertelo, perché comunque il Genoa concede da questo punto di vista un po' di nervosismo, mentre il Cagliari è bravo soprattutto con i suoi tre centrali a smistare la palla, giusto Franci? Sì, parecchio nervosismo da parte del Genova, ma ormai siamo abituati, no? Non c'è ancora stata una squadra abbastanza tranquilla nei confronti del Cagliari, e la concentrazione credo che sia il punto su cui deve puntare il Cagliari, e fine. Poi la rabbia è quella che serve anche sicuramente alla squadra del Cagliari per arrivare al risultato, però per ora direi che ottimo, una buona prestazione. Sì. Si sta comportando in buon, come possiamo dire, partito col piede giusto il Cagliari. Esatto. In questo match sta affrontando un Genoa a viso aperto, due squadre che cercano di darsi battaglia, ma dobbiamo dire in maniera assolutamente, come possiamo dire, onesta, equa e onesta, perché poi è proprio un tentativo di mettere in campo quello che si riesce a fare l'una con l'altra e vedere poi chi la spunta, ma giocando senza tante sottostrategie, senza tante architetture, mettiamola così, di risparmio o meno. Un Cagliari che quindi deve continuare ad attaccare. Siamo nei primi minuti ancora della gara, è una gara che ancora si sta andando a formare, ma tra pochissimo torneremo dalla nostra voce del Cagliari, Vittorio Sanna, per farci immergere nell'Unipol Domus e nella sfida che sta giocando oggi. Ma nel frattempo vi ricordiamo che l'altra partita internazionale che andremo a seguire tra pochissimo, tra poco più di 10 minuti, è quella che riguarda la Bundesliga, ovvero la partita tra Wolfsburg e Werder Bremen. Ci si aspetta tanto spettacolo e tanti gol tra queste due compagini del calcio tedesco, ma speriamo che ci sia spettacolo e gol dalle nostre parte per quanto riguarda invece il calcio italiano e quanto riguarda la sfida del Cagliari, che andiamo a vivere con la voce di Vittorio Sanna. Ed eccoci qua al 18° minuto, puntuali, con la rimessa con le mani del Cagliari in zona di difesa dopo un pallone scagliato lateralmente. Il Genoa dice che il pallone non è stato sbagliato, il Cagliari invece dice che l'errore c'è stato, non era assolutamente un pallone messo fuori per soccorrere Alcidiakos, che era nel frattempo addolorato. La rimessa con le mani è affidata al numero 3 Goldaniga, è pronto a battere, batte in questo momento col pallone lungolinea che viene ribattuto di testa, e ancora Prati che interviene. Poi il pallone è recuperato dal Genoa, che a centrocampo sta avendo il privilegio di spingere maggiormente il baricentro del gioco verso la difesa del Cagliari. Attenzione al cross, col pallone sbagliato da Sabelli e spedito in fallo laterale. E probabilmente Sabelli è una delle ragioni di questa spinta, perché il Cagliari sta faticando ad uscire dalla corsia di sinistra con Sabelli e il pressing che viene esercitato molte volte su Augello, che riesce a funzionare in modo efficace e a tenere quindi la squadra nella metà campo del Cagliari, come avviene ora che la squadra rossoblu sta impostando per poter far riprendere il gioco. Tutto questo quando scocca il 19°, l'arbitro indica il fischietto e si riprenderà con il calcio del pallone da parte del portiere Scuffette. Parte in questo momento pallone verso la linea di centrocampo, Ianco di testa gira verso Luvumbo prolunga verso sinistra la sua destra, ma non c'era nessuno. Pallone ancora recuperato, un po' troppo slacciata la squadra, soprattutto quando si arriva nella tre quarti avversaria, con i tre attaccanti che di fatto sono molto lontani.
probabilmente sarebbe meglio, vedendo almeno in questo momento la partita, un punto di riferimento centrale costante con i 2 trequartisti un po' più vicini, ma la scelta dei Ranieri in questo momento è stata quella di schierare un tridente, chiamiamolo così, che dia supporto anche al centrocampo. Infatti è un tridente che va a pressare già quando porta palla il Genoa. 19esimo che è andato via, siamo all'inizio addirittura del 21esimo minuto, mentre Malinowski litiga con l'altro 17 Alcidiakos, la palla passa dritta e si perde direttamente sul fondo. Tutto questo quando siamo all'inizio, come abbiamo detto, del 21esimo minuto. Scuffetto va a recuperare la palla, Cagliari che fatica a uscire dal suo centrocampo. Ora Ranieri dà qualche indicazione intanto a Mancosu di salire un po' di più, perché è necessario fare in modo che non si venga schiacciati dalla spinta del Genoa verso la nostra metà campo. È pronto Scuffetti, calcia in questo momento la palla verso Janko, che è un po' il riferimento per i colpi di testa, è Sabelli che ribatte, Augello che può mettere la palla nuovamente in campo, raggiunge solo ora il pallone. Sul lungolinea ci sono 3 giocatori, vediamo chi viene scelto per ricevere il pallone. Si avvicina Mancosu, viene scelto ancora una volta Luvumbo, la palla è ribattuta da De Winter, giocata da Dragusin in avanti, il colpo di testa di Prati, la palla controllata da Ristanio. Ora sono vicini 3 trequartisti, c'è il fallo di De Winter, l'intervento dell'arbitro, anzi di De Winter, e quindi calcio di punizione in favore della squadra rossoblu. Seguiamo questo calcio di punizione all'altezza della 3/4, zona interna di sinistra, con Mancosu che si prepara per poter servire la palla all'interno dell'area. Avanza anche Dossena, si porta anche il Goldaniga al limite dell'area di rigore. Tutto pronto per questa battuta, si muove Luvumbo per allontanare qualcuno, ma non ci casca Malinowski. Tutto pronto, la rincorsa da parte di Mancosu che va a crossare all'interno dell'area, il colpo di testa liberale, fuori area Prati, il destro ribattuto, il pallone ancora recuperato da Makumbu che guarda a sinistra, ma poi cerca Mancosu che di testa prolunga, ancora un colpo di testa in ribattuta, salta Janko, riesce a recuperare, appoggia ancora per Augello, lungolinea per Luvumbo che perde il controllo del pallone e si perde direttamente in fallo laterale. 21:50 nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, linea allo studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris,
spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole su Radio Super Sound, questo è a Suon di Gol. Stiamo seguendo come sempre, come ogni weekend, la partita del Cagliari che oggi se la vede in casa all'Unipol Domus contro il Genoa, partita chiave per quanto riguarda la zona salvezza e chiave anche per acquistare, come avevo detto in precedenza nel corso della trasmissione, quelle sicurezze che possono arrivare quando cementifichi un'ottima settimana con la terza vittoria di fila dopo il successo in extremis con il Frosinone, il successo altrettanto in extremis al 120esimo in Coppa Italia contro l'Udinese. Ci sono altri commenti, Franci? Nuovi commenti dalla nostra diretta di YouTube? Sì, ancora Luigi, più presente nella diretta di oggi, scrive grazie, grande Dossena, e respinge tutte le minacce della squadra avversaria. Sì, Dossena è proprio uno di quei giocatori su cui è necessario puntare, giocatori che devono avere fiducia, giocatori che stanno sbagliando, hanno sbagliato in precedenza, l'ha fatto anche con il Frosinone, ma che, come detto in più di un'occasione, è reduce, come possiamo dire, influenzato da quel poco entusiasmo che c'era nel corso della squadra, che con il nervosismo dettato anche al rigore sbagliato da Mancosu ti porta a cercare di fare le cose troppo bene e poi le sbagli. Quindi vediamo un po', c'erano altri commenti. Sì, ancora sempre Luigi scrive pochi spazi vuoti, esteticamente non una grande partita. È vero. No, è vero, è una partita equilibrata, ma ce l'aspettavamo con con questo canovaccio, diciamo così. Sono due squadre che effettivamente, se andiamo a leggere le formazioni, ci si aspettava forse qualcosa di più disteso, visti anche le caratteristiche dei giocatori in campo. Da una parte e dall'altra abbiamo dei velocisti, dei giocatori a cui piace giocare molto a campo aperto, e forse si sta cercando più in questo momento di far giocare male l'avversario più che giocare bene tu. Sei d'accordo, Franci? Sì. Tra l'altro Ranieri ha richiesto alla squadra non solo di fare rete, ma soprattutto di non prenderne. Quindi sicuramente stanno un po' stanno giocando per non prenderne, e poi se riescono faranno anche qualcosina. No, adesso bisogna invertire un po' anche il canovaccio, invertire anche un po' il mood con cui siamo arrivati in questo punto della partita. E comunque lo diciamo spesso che le partite vivono di momenti, vivono di piccoli periodi in cui una incide più dell'altra, quasi a darsi il cambio, quasi fosse una sfida cestistica, quando attacca prima una e poi sicuramente l'altra. Ma effettivamente stanno facendo entrambe le squadre, non con quella cattiveria necessaria per trovare poi la rete. Ci ha provato il Genoa qualche minuto or sono, appena dopo il collegamento con Vitto, un colpo di testa in aria, ma per fortuna nulla di pericoloso. Ci siamo un po' spaventati noi in studio, Franci. Sì, però fortunatamente è andata bene al Cagliari, magari sta girando un po' di fortuna in questo caso. Sì, invece ha continuato a girare il nervosismo per quanto riguarda i giocatori in campo, perché qualche giro d'orologio or sono si è preso un cartellino giallo Malinowski, penso non tanto per il fallo commesso, ma per la reazione violenta che ha avuto nei confronti di Oristani. Il fallo è stato davvero minimo, il contatto praticamente neanche c'era effettivamente. Bravo Oristani a lanciarsi sopra l'avversario, e arbitro, forse più un errore dell'arbitro che un tentativo volpesco di Oristani di farsi dare il fallo, perché secondo me non ci sperava neanche lui che gli desse questo fallo. Un Genoa violento al momento. Sì, Malinowski è un po' arrabbiato e forse c'aveva anche le sue ragioni. Sì. Il giocatore ucraino che si sta cercando di confermare in questo Genoa dopo l'ottimo passato all'Atalanta, ma un Cagliari che davanti gli sta mettendo dei giocatori che stanno cercando di farlo giocare e ragionare il meno possibile, mentre poi quando a palla Mancosu il Cagliari ha comunque sempre quel qualcosa in più, quella voglia in più e anche quella velocità di esecuzione in più, Franci. Sì, Mancosu ormai
quindi crea equilibrio nella squadra e dà appunto quella fiducia all'interno del campo che serve alla squadra. È un collante di reparti. Esatto, sì. Perché unisce un po' l'attacco al centrocampo, fa sì che anche i giocatori della linea mediana possano esprimersi e magari anche cercare di inserirsi con degli scambi veloci. Abbiamo visto poi l'importanza dei centrocampisti con il gol di Makumbu nella scorsa settimana. Vedremo se oggi potrà essere protagonista anche lui, che ha trovato la sua prima gioia in Serie A proprio nella rocambolesca vittoria contro il Frosinone. Oggi in cerca di conferme anche l'ex Maribor, che per larga parte della scorsa stagione è stato un po' il faro a centrocampo e che anche in questa sta trovando continuità almeno di scelte, perché è forse il più intoccabile di tutti per quanto riguarda il centrocampo del Cagliari, Franci. Sì, esatto. Poco fa ci ha provato Oristanio da prima della metà del campo, ha fatto un bellissimo tiro, ma non era proprio inquadrato, esatto. Non è inquadrato bene, ci ha provato per sorprendere gli avversari. Non so se la scelta fosse la più conveniente, ha visto Martinez fuori dai pali, non era tanto lontano, quindi magari poi succede che la volta dopo riesce a farlo. Tra l'altro gesto balistico fatto proprio da Mancosu durante la scorsa stagione nella vittoria, se non ricordo male, contro la Reggina in trasferta. Era un gol splendido con il passaggio di Lappadula in uscita, Mancosu che ha tirato direttamente dalla prima alla metà campo. Ci ha provato adesso Oristanio che non disdegna il tiro, l'abbiamo visto in Coppa Italia anche, gli piace parecchio tentare la conclusione verso la rete. Cerca il gol, ci ha provato in Coppa non passando la palla e oggi farà lo stesso, credo. Vedremo. No, la scorsa ha tirato ma ha segnato anche un gran gol, quindi se lo fa anche oggi noi siamo più che contenti, sperando anche che riesca poi a far segnare anche i suoi compagni o chiunque, cioè va bene anche se ne fa 4 tutti lui, come preferite, l'importante è farli questi gol. Ci sono delle novità, degli aggiornamenti per quanto riguarda la diretta YouTube, Franci? Qualche commento che non abbiamo letto? Allora, per quanto riguarda la diretta YouTube, scrive Serenella: io punto su Luvumbo, Lappadula e Pavoletti. Serenella si è già preparata la sua squadra, diciamo. Però vediamo un po', perché comunque Luvumbo è il marcatore che ha segnato di più del Cagliari, esatto. Pavoletti è quello che ha fatto i gol più pesanti e Lappadula è l'attaccante più atteso, quindi hai 3 più tra i giocatori che hai scelto. Vedremo se poi già oggi potranno renderti felice, ce lo auguriamo tantissimo e vedremo come continuerà a evolversi e quali saranno anche le scelte di Ranieri poi nel corso della seconda metà, ma ciò che importa effettivamente è come sta andando adesso la partita. Una partita ancora abbastanza studiata rispetto a qualche minuto fa, quando parlava Vitto di un centrocampo un po' più schiacciato. Non si nota più questa predominanza centrale del Genoa. Il Cagliari sembrerebbe essere corso abbastanza bene ai ripari, a riportare un po' la partita in equilibrio e anche a cercare con maggiore facilità la via offensiva per mettere in azione i suoi uomini più pericolosi. Un Cagliari che quindi cerca di rendersi pericoloso, rendersi protagonista ancora in questa prima metà, e adesso ce lo andremo a godere direttamente con la voce visual, la chiamiamo così adesso, Franci, la voce che ci fa vedere la partita, quella inconfondibile, quella del Cagliari che ci accompagna da tanti anni e da cui adesso andiamo per farci raccontare questo primo tempo tra Cagliari e Genoa. A te, Vito. 33esimo minuto che è appena concluso, sempre 0-0. È un Cagliari che non ha riferimenti in attacco e che stenta a trovare il modo per poter entrare nella retroguardia del Genoa, perché molte volte, anzi il più delle volte, è costretta a improvvisare, senza trovare una soluzione efficace che possa permettere anche di avere un riferimento certo in grado di poter dare una boa, un segnale, un'indicazione di massima per poter riuscire a trovare il gol. È un po' quello che abbiamo detto anche nelle settimane scorse, sia contro la Salernitana sia nel primo tempo contro il Frosinone, che a mio giudizio il Cagliari ha bisogno di un attaccante che faccia da riferimento.
chiunque esso sia, Pavoletti, Sciomuro, Petagna, adesso la Padula, ce ne abbiamo i 4 giocatori e secondo me un centrale che possa essere il riferimento, a mio giudizio potrebbe essere certamente una sorta di tagliafuori, che poi probabilmente sia Oristanio sia Luvumbo, se gioca trequartista Mancosu, di poter poi entrare. Si è infortunato Alcidiakos, che adesso è a bordo campo, qualche problema per lui quando siamo ormai all'inizio del 34esimo, per fortuna si riprende quasi immediatamente a giocare, non avevo raccontato ancora niente perché il gioco era praticamente fermo, sto aspettando che si riprenda con Alcidiakos che vede doppio, probabilmente ha qualche problema, non so di che genere, e stanno scaldando diversi giocatori del Cagliari. Alcidiakos si porta al centro del campo per rientrare e non lasciare la squadra in 10, mentre Dossena deve allontanare, lo fa male Malinowski da Gudmundsson che tenta di imbeccare, Cagliari momentaneamente in 10 che deve difendere con Mancosu che allontana, la palla recuperata fuori area ancora dal Genoa che insiste, pallone nel frattempo Alcidiakos è rientrato in campo, break di Goldaniga, non parte Mancosu che poi trattiene l'avversario, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Nel frattempo ritorna verso Badley il direttore di gara, guida che va a chiacchierare insomma con lui mentre il pallone viene messo giù. Tutto questo quando siamo al 36esimo, avete detto bene da studio, si è attenuata un po' la spinta del Genoa ma non è cresciuta quella del Cagliari, o meglio si è spostato il baricentro ma senza avere efficacia nelle azioni d'attacco, ed ecco perché insisto sul fatto che comunque sia a questo Cagliari probabilmente l'attaccante, il riferimento serve sempre, anche se poi non è l'attaccante che segna, ma adesso abbiamo anche gli attaccanti che segnano, quindi un riferimento ci potrebbe essere. Attenzione al calcio di punizione del Genoa nel frattempo, 36esimo minuto, parte il cross all'interno, Dragosin non vi arriva, il pallone che poi viene giocato da parte di Vasquez che coglie il legno, non viene segnalata momentaneamente l'irregolarità, è una rimessa dal fondo, quindi viene ritenuta in posizione valida quella di Vasquez. Sì, perché nessuno aveva toccato il pallone, quindi quando Vasquez era partito la posizione era regolare e la traversa è vera, non è una traversa con il calcio in posizione regolare, pericolo corso dal Cagliari, quindi al minuto numero 37 c'è ora la rimessa al fondo, mentre si avvicina alla panchina un giocatore del Cagliari, si tratta mi pare di Azzi, che si sta sedendo nuovamente dopo il riscaldamento, vediamo un po' se si prepara a qualche cambio. Nel frattempo c'è la possibilità ancora di vedere il Genoa che ha recuperato il pallone, continua a dire che manca un pivot, manca un giocatore che possa aiutare questo Cagliari a uscire dalla propria metà campo, perché il Genoa sistematicamente vi arriva prima sul pallone e continua a fare gioco, anche se sterile, ma continua a fare gioco. Ora il retropassaggio per Martinez, va Mancosu che tenta di andare in pressing, il colpo di testa poi di Goldaniga, la palla in fallo laterale con un giocatore che rimane a terra, si tratta di Martin. Tutto questo quando siamo ormai al 37esimo e vi cedo la linea. E quindi torniamo da studio per continuare a parlare di questo Cagliari-Genoa che sta andando in scena all'Unipol Domus oggi, partita delle 3 di domenica 5 novembre. Fino a questo momento regna la parità, risultato di 0-0, e Vito fa bene a richiamare un riferimento centrale perché effettivamente manca anche quella preoccupazione per i difensori avversari, quel giocatore che poi ti porta a creare l'ansia tra le fila della difesa ospite, che ti porta magari a sfruttare degli errori che possono essere commessi in maniera più semplice. Franci? Sì, è vero, concordo anch'io, per quanto Ristanio stia pressando e spingendo, comunque da solo lì nell'area non può fare tutto lui, quindi credo che Ranieri debba iniziare a pensare di buttare dentro uno dei tanti attaccanti che ha lì in panchina. Sì, ci vuole qualche mossa dalla panchina, ci vuole qualche innesto che possa cambiare un po' la monotonia che abbiamo visto in questa prima metà di gara, con un Cagliari che in pochissime occasioni è riuscito a rendersi pericoloso dalle parti del portiere Martinez. Aspettiamo, ma speriamo già che questo possa accadere nei prossimi minuti che ci separano dalla fine del primo tempo. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa per lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol.
Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol per seguire il match tra Cagliari e Genoa che sta andando in scena all'Unipol Domus in questo pomeriggio di inizio novembre, ma è un Cagliari e Genoa che fino a questo momento si sono divisi equamente la posta per 1-0-0 maturato fino ad ora, ma il gol del Cagliari, qualche giro di orologio sono, gol del Cagliari di Luvumbo, ma probabilmente annullato molto probabilmente il gol del Cagliari. Vi terremo in aggiornamento per quanto riguarda questa azione pericolosa che si sta svolgendo, un fuorigioco fischiato a Luvumbo per quanto riguarda la posizione di partenza sul lancio, ma molto probabilmente si sta sbagliando l'arbitro e quindi vedremo se effettivamente poi il guardaline darà il gol al Cagliari. Ci potrebbe essere, non capiamo bene quale sia, se effettivamente fuorigioco o fallo per quanto riguarda il giocatore rossoblu. Fatto sta che fino a questo momento non abbiamo aggiornamenti dal VAR, no, effettivamente non c'è nessuna condizione del VAR per quanto riguarda questo gol annullato e quindi è stato confermato. Non capiamo poi effettivamente se sia per una posizione regolare o per quel contatto che non mi sembrava poi così falloso. Franci, cosa ne pensi? Non ho capito anch'io se per quella manata in testa o per un fuorigioco certificato, nel senso, ma sicuramente l'arbitro ne saprà più di noi, però un po' ci ha lasciati un po' così. Sì, soprattutto perché il fuorigioco di Luvumbo 100% molto probabilmente non c'era, cioè doveva essere visto naturalmente con il fuorigioco automatico e con gli strumenti che oggigiorno ci permettono di avere una valutazione perfetta di ciò che è accaduto, ma non sembrava ci fosse poi effettivamente la posizione regolare. Ora non abbiamo capito se fosse davvero il fallo ciò che è stato fischiato, una posizione regolare di qualcun altro in precedenza nella costruzione dell'azione. Sta di fatto che il punteggio è rimasto sullo 0-0 e quindi ancora a parità per quanto riguarda il Cagliari. Luvumbo che si vede annullare il secondo gol della sua stagione. No, veramente l'hanno annullato molto probabilmente per quel fallo, per il fallo, ma veramente concesso in maniera generosissima. È tutto il commento che riesco a esprimere in questo momento, perché è davvero un contatto che nel calcio vediamo tanto spesso e che nella maggior parte dei casi, per come si sta cercando di arbitrare in questi ultimi anni, cercando di concedere meno valore ai difensori su dei contatti che poi effettivamente non sono così determinanti, nonostante questa filosofia che sta venendo applicata, è stato fischiato il fallo in avanti a Luvumbo e la decisione. Sinceramente non mi trovo per niente d'accordo sulla valutazione del direttore di gara guida, perché il contatto è veramente leggero per quanto riguarda Zito Luvumbo su Martin, ma quindi tutto da rifare, non ci scomponiamo. Abbiamo visto però che effettivamente possiamo far male al Genoa, possiamo pungerli e possiamo essere pericolosi, Franci. Sì, che questo sia appunto lo
lo sblocco per il Cagliari per fare meglio e fare ancora, perché tra l'altro è un'azione bellissima quella di Luvumbo, che non può fare altro che ripeterla, se non ancora meglio, no? Un regalino al Genoa gliel'abbiamo fatto, bene, adesso si rinizia. Non gliel'abbiamo fatto noi, no. gliel'ha fatto qualcun altro per noi, ha preso le nostre veci. È sempre brutto quando si fanno i regali per nome d'altri, mettiamola così. Peccato, perché poi ottimo sia il passaggio e suggerimento per Luvumbo, che è stato trovato molto bene sulla corsa, ma ottimo ancora una volta anche l'angolano, che si è messo nella posizione giusta per battere con il sinistro e senza indugiare è andato a superare l'ultimo difensore della squadra ospite con un sinistro piazzato facile. Peccato che sia stato valutato irregolare il gol del momentaneo vantaggio del Cagliari, quindi un primo tempo che continua a stare sui binari della parità, nonostante un legno preso dal Genoa e un gol annullato per il Cagliari. Queste le due più importanti occasioni per quanto riguarda i primi 45 minuti di gara che stanno scorrendo e che piano piano si apprestano a terminare. Noi, come sempre, abbiamo il nostro mantra: quando c'è il recupero andiamo a vivere la partita direttamente tramite la voce del nostro Vittorio Sala. L'errore di Macumbuco, il pallone recuperato dal Genoa, 1 minuto di recupero, Genoa che imposta, Badoli, il pallone in zona interna, recupera ancora Macumbuco che tiene il peso di palla, lo dà De Sena alza la testa, tocca corto per Prati che può avanzare, il giocatore poi scarica il pallone a sinistra per Augello ancora verso il 17 Arzidiakos, il tocco largo a destra per Goldaniga, appoggia per Macumbu, mentre si scaldano diversi giocatori del Cagliari, tra i quali penso anche il sostituto di Arzidiakos con il quale Ranieri più volte si è lamentato. Ora Mancosu protegge il pallone molto bene, tenta di voltarsi, si allarga, dà nella zona di Janko che può dare ancora a vantaggio proprio di Arzidiakos, 45-40, la palla ancora giocata da Augello che non trova il varco, la palla è ribattuta in fallo laterale. Ancora 10 secondi, vediamo se ne insultiamo. È pronto per effettuare la rimessa Augello, la palla per Mancosu, ancora Augello, ancora il tocco per Mancosu che rende ad Augello, tenta di entrare, vi riesce, può andare verso il cross, lo effettua, il colpo di testa in anticipo Solistanio, la palla in calcio d'angolo ma non si può battere perché il tempo è scaduto. Scade il primo tempo sul punteggio di 0-0 e mi pare di poter dire che l'arbitro stavolta ha ragione, siamo oltre 10 secondi rispetto al 46esimo, ha fatto concludere l'azione con il cross ma non poteva continuare a concedere ulteriore recupero dopo il tempo che era scoccato in seguito appunto al cross che era stato effettuato. 0-0, un 0-0, uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca. Il Cagliari è mancato qualcosa, è mancato l'attaccante, è mancato il punto di riferimento, è mancata la spinta, è mancato l'appoggio sul quale costruire il gioco in avanti, e questa è una costante delle ultime 3 partite, perché anche il primo tempo con la Salernitana aveva espresso lo stesso problema, anche il primo tempo con il Frosinone aveva espresso lo stesso problema. Ranieri non è ancora convinto del fatto che là davanti ci deve essere per forza un giocatore che magari ti dà meno aiuti sul piano difensivo ma che ti dà anche un punto di riferimento molto più costante, molto più sicuro in fase offensiva. Probabilmente nell'avvio del secondo tempo rimedierà a questo difetto, a meno che non insisterà come ha fatto a Salerno, dove poi il primo attaccante vero, Sciomuro, dove è entrato per l'infortunio di Luvumbo praticamente al 70°, ma mi pare che, ripeto, le indicazioni avute dalle ultime partite indicano qualcos'altro, e quindi in virtù di questo probabilmente sarebbe necessario cercare di fare conseguentemente e di giocare con la possibilità di avere un attaccante vero che ti aiuti nella manovra offensiva. Vedremo se sarà così. Vedremo quali saranno le scelte di Ranieri nel corso di questa prima frazione. Un Cagliari che quindi conclude 0-0 i 45 minuti iniziali del match casalingo contro il Genoa di oggi. Vito, ti chiedo subito una cosa, un parere su il gol annullato all'Ovumbo. Cos'è stato fischiato? Perché poi noi da studio forse non abbiamo avuto tutto il totale dell'episodio. Secondo me la trattenuta di Luvumbo sull'avversario, ha allungato una mano e lo ha in qualche modo destabilizzato,
e l'arbitro quindi ha fischiato per quel fallo che in qualche modo ha permesso, facendo cadere l'avversario, all'Ovumbo di andare verso la porta. Sì, quindi per questo probabilmente il fallo che avevamo visto anche noi. Ci scrive Alessio, ci scrive manca Viola. Cosa ne pensi, Vitto? Lo vedresti? Manca Viola negli ultimi 20 minuti. Sì. Cioè io insisto nel dire, ragazzi, ogni giocatore ha un'autonomia, ha della disponibilità, se tu lo togli dal tempo e dal modo in cui lo fai giocare, dai tempi anche in cui lo fai giocare, rischi che non giochi più bene come tu l'hai prospettato. Quindi è necessario sapere accettare l'idea che Viola è un ottimo giocatore nel momento in cui ha la possibilità di giocare a un ritmo simile al suo, e abitualmente il ritmo simile al suo sono gli ultimi 20-30 minuti di una partita in cui le squadre stanche non corrono quanto corrono invece nei primi 60 minuti. Lì Viola può diventare determinante, e se andiamo a vedere, in quei minuti, in quel frangente, in quel pezzo, è sempre stato utilizzato, perché probabilmente quello è il suo tempo e il suo modo. Sì, sono d'accordo con te, Vito, per quanto riguarda l'utilizzo di Viola. È uno di quei giocatori che sta riuscendo a dare tanta qualità. Mi è simpatico, mi è simpatico perché poi Massimo una mattina mi ha detto che qualcuno aveva scritto ma ti è antipatico. Mi è simpatico, allora puntualizziamo che mi è simpatico, perché stiamo parlando del calciatore e non della persona. Assolutamente, ma poi è un giocatore che nelle ultime partite ci ha fruttato anche tante cose positive, quindi non può che starci assolutamente simpatico. Sì. Cioè, effettivamente sta giocando con grandi ritmi, sta giocando su ottimi livelli, ma riesce poi a esprimersi al meglio quando ha dei minuti limitati in cui può essere devastante con le sue aperture, con l'utilizzo della tanta qualità che conserva in questo piede sinistro. Vitto, un primo tempo che hai detto bene, in cui è mancato il riferimento offensivo. Per quanto riguarda invece la fase difensiva del Cagliari, ci sono dei passi avanti rispetto alle ultime. Sì, dei passi avanti, anche se continuo a non capire i miscugli, cioè questo utilizzo oggi di Goldaniga da esterno destro, forse per necessità, con Alcidiakos. La coppia centrale abitualmente deve essere quella che va a dormire insieme, perché devono intendersi a meraviglia, devono essere assolutamente l'uno allineato all'altro, devono essere anche due grandi amici, oltre che due giocatori che stanno insieme in campo. E se andiamo a vedere i momenti in cui noi abbiamo avuto due difensori validi contemporaneamente con una difesa solida, si trattava sempre di giocatori che avevano una grande intesa al di là anche del campo e che giocavano costantemente insieme, perché poi ti devi capire al volo, proprio come quando c'è il trequartista che dialoga con l'attaccante. Devi avere questa capacità di capirti al volo, perché è un attimo di secondo che ti viene concesso per capire cosa devi fare. Abbiamo parlato dell'assenza del riferimento centrale in avanti, Vitto. Probabilmente Ranieri ci metterà a mano già da questa frazione, come ci ha insegnato, come ci ha fatto vedere in più di un'occasione. Chi pensi invece possa lasciare spazio al riferimento centrale per quanto riguarda questa seconda metà di gara? Guarda, intanto i candidati sono certamente due per lasciare spazio: o sposti Mancoso in un ruolo di trequartista e quindi sacrifichi Janko se vai a disporti con tre trequartisti, oppure sacrifichi lo stesso Mancoso e fai entrare o Oristanio e fai entrare un attaccante vero. Il Mancoso io non lo toglierei mai se è in condizione, perché comunque sia, ma anche per Mancoso purtroppo dobbiamo fare i conti con i tempi, cioè quanto tempo di autonomia è ritenuto che Mancoso possa giocare. Non l'ho visto in grande fatica, si è riposato anche in Coppa Italia, potrebbe essere lui il giocatore che rimarrebbe in campo nel secondo tempo per tentare poi di sfruttare appieno quello che sarà l'attaccante. Si scaldavano Pavoletti prima e la Padula poi. Per quanto riguarda il Genoa invece ti aspetti qualche cambio, qualche modifica da parte di Gilardino già in questo prima metà in questo primo tempo, o credi aspetterà ancora dopo comunque la prova buona ma non eccelsa di suoi nella prima frazione? Ma credo che anche lui stia aspettando per inserire uno degli attaccanti, cioè i due allenatori hanno avuto questa intuizione, quella di non mettere attaccanti di ruolo, però secondo me o Cuban o Astre sono due giocatori che potrebbero dare fastidio al Cagliari, anche perché particolarmente veloci e quindi anche in grado di poter dare in accelerazione qualche problema ai nostri difensori. Vedremo un po' se Gilardino le due bombe a mano le vuole utilizzare più avanti. Nel frattempo vi confermo che la manata di Luvumbo ai danni del diretto avversario è stata evidente, quindi assolutamente il gol era da annullare. Guida molte volte mi ha fatto arrabbiare, ma stavolta devo dire che la sua interpretazione
è assolutamente corretta. Dobbiamo dire però gran gol comunque di Luvumbo, che poi si è spostato bene la palla, annullato giustamente. Se riesci a liberarti davanti al portiere, fai un gran gol così, sei un grande attaccante, però purtroppo ti sei liberato in modo, diciamo, non legittimo. Esatto, ma non legittimo, ci sta. Vedremo se Zito riuscirà a ripetersi stavolta in modo legittimo nel corso della seconda metà. È un Cagliari che fino a questo momento si è diviso il bottino con il Genoa senza riuscire a trovare quella zampata in più per poi andare in vantaggio, anzi in alcuni frangenti anche sofferto l'offensiva della squadra di Gilardino. Le statistiche parlano di entrambe le squadre con 4 tiri effettuati, nessuno in porta, non tanto quindi le azioni particolarmente offensive. Dobbiamo citare però appunto, come detto, il gol annullato a Luvumbo e il palo preso da Vasquez nell'area di rigore del Cagliari, riuscito a liberarsi bene con una palla vagante e a provare a spedirla alle spalle di Scuffè non trovando la rete. Andiamo a vedere invece le partite che sono terminate per quanto riguarda i campi internazionali. Siamo in Liga con l'Alaves che si è imposto sull'Almeria per 1-0. In Olanda si gioca ancora 1-1 tra Nijmegen e Volendam e 1-0 tra Zwolle e Sittard. Quanto riguarda le francesi, ancora tutte sullo 0-0, davvero deprimente questo campionato francese. E al primo tempo anche il Nottingham 1-0 sulla Aston Villa. Infine il Werder Brema sta vincendo in trasferta contro il Wolfsburg. Questi sono i risultati fino a questo momento. Siamo pronti, siamo anzi quasi pronti per ritornare con la partita del Cagliari. Ancora qualche minuto, ma continuiamo a vedere cosa ti aspetti da questa seconda metà di gara. Abbiamo visto un Cagliari nella prima metà anche abbastanza attendista, che studiava molto il Genoa. Ha vinto la seconda metà, lo vogliamo più cattivo, che cerchi di andare di più sulle seconde palle, che cerchi di mettere in difficoltà dei difensori del Genoa, che in più di un'occasione abbiamo visto abbastanza nervosi. Intanto ti dico che Zappa e Viola a conferma del fatto che Ranieri poi, se i tempi possono essere più lunghi, lo può anche schierare anche direttamente. Praticamente Viola è quello già pronto per l'ingresso in campo. Con lui c'è Zappa che sta scaldando in modo convinto, quindi i due cambi saranno loro. Usciranno secondo me Arzidiakos e ho sospetto che a questo punto se c'è Viola possa uscire Mancosu. Sì. Vedremo un po' quale può essere la scelta dei Ranieri, a meno che non decida di far uscire Oristanio, mi sembra molto strano. L'altra possibilità è di far uscire Janko con Mancosu, che potrebbe essere uno dei tre trequartisti insieme a Viola e insieme a Oristanio. Vediamo un po' quale sarà la scelta di Ranieri. Anche Janko mi è sembrato un po' fuori dagli schemi, un po' lontano dagli schemi d'attacco del Cagliari. Uscirà certamente uno dei trequartisti e l'altro, ve l'ho detto, sarà certamente Arzidiakos, con Goldaniga che andrà a fare coppia centrale insieme a Dossena. Quindi ancora nessun riferimento centrale, Vito in avanti, ma si punta ancora sul cercare di innescare i due velocisti, Oristanio e Luvumbo, con l'inserimento di un altro giovane, un altro ragazzo, un altro calciatore con dei piedi importanti. Sì, ho il sospetto che sia questa almeno la scelta iniziale, poi magari verrò smentito con magari l'uscita di scena, un'uscita di scena diversa, ma ho il sospetto che possa essere questa ancora, cioè tentare ancora di servire Luvumbo e di puntare su Luvumbo come punta più avanzata. Vedremo se sarà così. Vito, manca un minutino, vuoi darci l'ultimo commento prima di salutarci, prima di tornare poi effettivamente a commentare questo Cagliari? No, vorrei capire se ci tratteniamo, vi dirò quale sarà il giocatore d'uscita, perché li vedrò entrare in campo, quindi daremo un'indicazione in più anche ai nostri tifosi, visto che nel frattempo i giocatori stanno scaldando, tutti quelli che staranno ancora in panchina, però tra poco entreranno anche i titolari e avremo modo di capire tra i titolari chi mancherà, tanto da potervi anticipare quindi quale sarà il cambio. Stanno scaldando un po' tutti i giocatori che fanno parte della panchina e quindi aspettiamo un po' di vedere chi sarà il giocatore d'uscita. Vi ho detto, Arzidiakos secondo me è praticamente certo. L'altra possibilità, come vi ho detto, è Mancosu, anche se non ha giocato una brutta partita Mancosu, ma sempre per una questione di tempi e di gestione proprio delle condizioni dei diversi calciatori, anche dal punto di vista fisico, considerato il ritmo del calcio di oggi. Quindi vedremo un po' quale sarà la scelta di Ranieri. Insomma, rinunciare ad Oristanio così presto potrebbe anche essere un errore,
considerato che Ristagno è comunque uno giovane che potrebbe darti un contributo, ma se dovessi anche valutare il contributo dato nel primo tempo, Ristagno ha certamente dato meno di Mancosu. Adesso vedremo un po' quale può essere il giocatore ad uscire, con diversi che sono candidati a questo, Andrea, che vedremo. Sì. Sono curioso perché sì. Io avrei inserito fin dall'inizio una punta vera e non immediatamente un trequartista, e invece Ranieri parte dal trequartista, dal cambio di trequartista che non dall'inserimento di un attaccante che può fare l'area di rigore. Vedremo, perché poi se dovesse poi uscire Ristagno, come hai detto, sarebbe strano, perché stai rinunciando comunque a un giocatore dalle grandi doti offensive. Ma Ristagno, ricordiamo che ha giocato larga parte della partita di Coppa Italia e quindi è anche bello stanco. Esatto, questa è l'altra lettura che possiamo dare. Mancosu invece è stato a riposo, teoricamente dovrebbe essere maggiormente carico rispetto allo stesso Ristagno, ma le valutazioni di Ranieri probabilmente non si basano sicuramente su questo, si basano anche su altro. Di certo Zappa e Viola sono i due che entreranno, perché anche Zappa nel frattempo ha svestito la tuta e ha iniziato a passeggiare per il campo aspettando i giocatori titolari che tra poco occuperanno il campo. Non vedo movimenti invece nel Genoa che conferma l'11 che ha giocato nel primo tempo, non vedo nessuno che si scalda in modo particolare, quindi 11 di Girardino che verrà confermato. Sarà Ranieri il primo a tentare di smuovere le carte, anche se poi, se il cambio sarà Zappa Ziliakos e Viola Mancosu, sul piano degli scacchi, sul piano tattico non cambierà niente. Non cambia molto poi effettivamente. Vito, se stanno proprio entrando, rimaniamo ancora un pochino per avere il cambio raccontato direttamente da te. Siamo intanto ansiosi, siamo pronti a raccontare. Stanno entrando. Prima ci sono quelli del Genoa, Badre in campo, stanno entrando quelli della squadra ospite. Allora, alla fascia di capitano Goldaniga, e ciò significa che uscirà Mancosu. A voi. Perfetto, fuori Mancosu. Quindi per quanto riguarda il Cagliari è dentro Viola, che è stato uno dei protagonisti delle ultime uscite. Vedremo quale sarà il suo apporto nel corso della seconda metà, ma nel frattempo ci fermiamo un attimo per lasciare spazio ai nostri sponsor e tornare poi per commentare il secondo tempo tra Cagliari e Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
È riniziato il secondo tempo del Cagliari, oggi in scena all'Unipol Domus contro il Genoa, prima frazione terminata a reti inviolate sullo 0-0, pericolose entrambe le squadre con un'azione in particolare per parte, prima il palo traversa colto da Vasquez per quanto riguarda la squadra ligure, e poi successivamente il gol annullato a Luvumbo per un fallo su Martin, sembrerebbe, se non ricordo male, in avanti. Poi Luvumbo aveva concluso molto bene, ma c'è stata una trattenuta o un colpo al viso che poi effettivamente ha reso tutto inutile. Hai qualche commento da raccontarci, Franci? Sì, qua nella pagina del Cagliari scrivono che questa è una partita che si può vincere, non possiamo però continuare a buttare palle lunghe dopo aver visto che le prendono gli avversari che sono anche più alti, per non parlare dei falli laterali che non sappiamo battere e li buttiamo in avanti al posto di provare ad impostarli da dietro. Ci sono delle critiche per quanto riguarda alcuni movimenti del Cagliari. Sì, per qualche inezia, qualche cavillo tecnico, chiamiamolo in questi casi. È vero che comunque le rimesse laterali dovrebbero essere sfruttate meglio, perché poi nel corso anzi in Europa in generale tante sono le squadre che utilizzano quella determinata tipologia di rimessa in gioco per essere veramente offensive e poi andare a cercare di innescare i loro uomini più pericolosi. Quindi questo commento potrebbe essere davvero fatto tesoro di Ranieri, speriamo ci lavori, perché poi sono sempre armi in più nel tuo arsenale se riesci poi a svilupparle tutte con bravura, con costanza, tutte in un modo accettabile, poi riesci a essere effettivamente pericoloso. Cagliari e Genoa hanno riniziato subito partita nel vivo, con il Cagliari che, come abbiamo detto, ha cambiato due dei suoi interpreti, fuori Mancosu e Acidiakos e dentro Zappa e Viola per questo secondo tempo che è iniziato da pochi minuti, e noi ci trasferiamo direttamente all'Unipol Domus grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. Ed è proprio Nicolas Viola che tocca la situazione, il pallone servito dal contropiede del Cagliari a Viola, che si è presentato davanti al portiere e in diagonale lo ha battuto piazzando la palla con il sinistro nell'angolo destro della porta difesa da Martinez. Cagliari capace immediatamente di far fruttare questo cambio, il gol di Viola che va a plagiare la Padula, la coppia è una coppia fiatatissima, gol di Viola e Cagliari in vantaggio al minuto numero 48. Quindi subito sbloccata la situazione in un'azione che è stata sviluppata partendo da destra, in cui il Cagliari ha fatto centrare Oristani ha trovato spazio per andare verso il centro, ha poi scaricato la palla alla sua sinistra nella zona in cui si era piazzato Viola, e da qui il gol che ha portato in vantaggio la squadra cagliaritana. Adesso la rimessa con le mani da parte del Genoa, si stanno scaldando numerosissimi giocatori del Cagliari a bordo campo, tra i quali Petagna, Pavoletti e tanti altri. C'è la rimessa con le mani da parte del Genoa che tenta immediatamente di replicare il pallone per Dragusin, il controllo di Dragusin che mette palla al centro per De Winter che poi allarga ancora sulla destra. Cagliari che indietreggia subito a proteggere il gol di Viola, il pallone ancora per Dragusin che ritorna sui suoi passi, appoggia lateralmente alla destra per De Winter, da questi ancora a destra, pallone a imbeccare in avanti un compagno di squadra, poi parte ancora a destra il Genoa con Sabelli che cerca un varco, non lo trova, 3 giocatori del Cagliari intorno a sé, pallone recuperato, ancora un rimpallo, attenzione la palla verso Zappa che riesce a portarla fuori e ad allontanare, recupera però Dragusin, il controllo di petto da parte di Dragusin che appoggia ancora per Badri, la reazione immediata del Genoa con De Winter che spinge, porta avanti il pallone, scarica ancora a destra nella zona di Sabelli che propone il passaggio per Gudmundsson, sbaglia Golderiga, il gol di Gudmundsson, il pareggio immediato, errore di Golderiga che voleva fare di testa un passaggio rasoterra, si è praticamente coricato sul terreno per ribattere di testa, il pallone alla fine lo ha scavalcato e con un colpo da maestro, dobbiamo dire Gudmundsson, perché un colpo mi permetto di scomodare il re, Ibrahimovic ha colpito il pallone altissimo e lo ha girato nel 7 alla destra del portiere. Dobbiamo riconoscere anche la grandissima
giocata di Gudmundsson, che non aveva certo il pallone più bello del mondo per mettere a rete, ma il pallone più brutto del mondo, l'ha fatto diventare un gran gol. 1-1, quindi il punteggio, tutto in 3 minuti, si deve ricominciare. È proprio così, un Cagliari che quindi dopo essere passato in vantaggio con la rete di Viola si trova subito a riequilibrare il tutto, ma davvero scellerato. Gol da Niga che si mette a cercare di respingere la palla a 10 centimetri da terra, palla che si impenna, e gol di Gudmundsson. Continuano gli errori, perché poi continuiamo a prendere gol sempre su disattenzioni, sempre su cali di concentrazione, e questo deve terminare, perché poi si vanno a ledere anche le tante cose buone fatte, e il gol di Viola era una di queste che fino a questo momento aveva deciso la gara. Subito il Cagliari, appena segnato, ha cambiato idea e si è rimesso in difesa e non è riuscito a fermare Gudmundsson, che, come ha detto bene da Vittorio in cronaca, ha fatto anche un gran gol, Franci. Sì, tra l'altro Gudmundsson è l'unico attaccante del Genoa, nonostante il suo essere da solo è riuscito a mettere in rete la palla. Gli soliti errori che notano anche i tifosi della difesa, o comunque quei piccoli appunto errori che poi fanno svoltare il risultato, neanche il tempo di festeggiare, che è subito la batosta. È successo così anche con la Salernitana, si era passati in vantaggio e poi subito dopo ripresi 2 volte. Speriamo non sia così, speriamo di poter riuscire a ritornare in vantaggio, ma poi di scongiurare effettivamente una partita come quella contro i Granata. Un Cagliari che quindi era riuscito a trovare la via del vantaggio, è stato recuperato da un ottimo Gudmundsson, un destro al volo a palombella sul secondo palo. Scuffè era leggermente fuori, ma incolpevole in questa situazione. Quindi 1-1 il punteggio fino a questo momento. Cambiano i punteggi anche per quanto riguarda il calcio internazionale, che stiamo seguendo soprattutto, anzi in esclusiva, il calcio europeo, esclusivamente quello europeo, in quel senso, non che siamo solo noi a dirlo. Nigemen contro Volendam 1-2, cambiato il punteggio, quindi nuovo vantaggio per la squadra fuori casa, e ha segnato il raddoppio il Nottingham in casa contro l'Aston Villa. E infine Wolfsburg, che sta ospitando il Werder Bremen, ha trovato la rete del momentaneo 1-1 che ha riportato le cose in parità, così come è successo all'Unipol Domus. Il problema è che era la squadra di casa ad essere passata prima in vantaggio e essersi fatta recuperare. Oristani ottiene molta palla, cerca di fare un lavoro simile all'Uvumo nell'andare a cercare di conquistare dei falli, però lo fa in modo un po' troppo plateale, Francesco. Sì, Oristanio spinge, pressa, diciamo che è uno di quelli che sta lavorando di più per la squadra in queste ultime partite, però diciamo alle volte cade nel troppo. Si innamora del pallone, esatto, si dice, si innamora del pallone, lo fa suo e non lo dà a nessun altro, diventa geloso di condividere il pallone con gli altri, e questo poi non sempre porta delle migliorie per quanto riguarda la sua squadra. Cagliari che continua a dover inseguire il risultato, tutto da rifare rispetto a quanto iniziato nella seconda metà, con la rete di Viola, servito molto bene, dobbiamo dirlo, da Oristanio, che ha scaricato il pallone, poi trequartista che ha appena preso il posto di Mancosu ha scaricato alle spalle del portiere Martinez con un sinistro preciso. Gran gol di Nicolas Viola, che a questo punto deve tornare ancora a combattere per la squadra. Vedremo se stavolta riuscirà a fare un assist come l'ultima volta, Franci. Speriamo che anche stavolta si ripeta, magari anche 2. Perché bisogna poi continuare a spingere, continuare a far male a un Genoa che abbiamo visto essere abbordabile, abbiamo visto essere una squadra che si può colpire, che si può mettere in difficoltà, soprattutto quando lo si affronta a viso aperto e sfruttando poi il ruolo e le qualità migliori per i giocatori messi nelle loro posizioni, che devono fare il loro lavoro senza poi scomodere un po' troppo anche la mente nel cercare di interpretare degli attori, delle parti attoriali che non gli competono. Gol del Tolosa in Francia.
Francia, si sblocca la situazione in Ligue 1, erano tutte 0-0 le partite, ma poi il Tolosa in questo momento, dopo aver sbagliato un rigore nel corso della prima frazione, si porta in vantaggio sul Le Havre, quindi punteggio parziale di 1-0. Ci sono dei commenti, Franci, per quanto riguarda YouTube. Intanto il nostro ascoltatore l'aveva azzeccato, Viola? Sì, l'aveva azzeccato e adesso chiamano la Padula e dicono che è arrivato il suo momento. Tra l'altro oggi in Sardegna giocavano anche l'Olbia e la Torres Andres contemporaneamente. Quindi andremo poi a vedere il risultato. E intanto il Cagliari è andato vicinissimo al gol del 2-1. Bel movimento di Zappa che ha tagliato fuori gli avversari, si è involato Luvumbo verso l'area, ha buttato giù da Dragusin, il tiro di Zappa è respinto dal portiere avversario, poi la palla è carambolata nuovamente sui piedi di Zito Luvumbo, che però col destro ha sparato addosso a Martinez, che ha messo in calcio d'angolo. Questo succedeva qualche minuto or sono, vedremo, anzi vi terremo informati, perché come abbiamo detto all'inizio dell'azione c'era stato un contatto in area tra Luvumbo e il suo diretto marcatore, ma qualche giro di lancetta a Orsono è stato confermato che non c'è nessun rigore, però Cagliari che subito ci sta riprovando, Franci. Sì, Cagliari che non molla e se ci crede, infatti credo che quello che serve è che può portarsela tranquillamente a casa. Deve continuare a pressare, perché poi si sta trovando anche quegli spazi tra le linee genoane, che abbiamo parlato di una squadra ben organizzata, di una squadra che rimane compatta soprattutto dietro agli ordini del suo comandante Gilardino, ma di una squadra che comunque ha i suoi limiti tecnici e i suoi limiti di qualità a livello di giocatori, una squadra che si può attaccare con gli effettivi che il Cagliari oggi ha messo in campo e che quindi stanno confezionando un'ottima partita, soprattutto quando si va a cercare Zito Luvumbo là davanti e Euristanio, che sono un po' le mine vaganti, quelli che poi ti possono saltare l'uomo e portare alla superiorità, Franci. I gioiellini li vuoi chiamare? Sì, i gioiellini. Sì, devo cercare di innescarli con più frequenza, soprattutto quando poi riescono a mettersi a tu per tu con gli avversari, quando hanno la possibilità di saltare l'uomo, quella è la loro specialità. Dobbiamo cercare di offrirgli il maggior numero di situazioni possibili. Per quanto riguarda queste caratteristiche, ha segnato lo Zwolle 2-0 in Eredivisie, 2-0 quindi dello Zwolle in casa contro il Sittard, quando ci stiamo avviando al termine della partita, e vedremo se rimarrà così il punteggio o cambierà ancora, mentre il Cagliari lascia anche un po' il fianco. Abbiamo parlato in precedenza dei momenti della partita, sono quegli scaglioni di 10 minuti in cui si vede un po' più una squadra, un po' più l'altra, perché poi c'è bisogno anche di rifiatare. Adesso il Cagliari, dopo essere passato in vantaggio, aver subito il pareggio, aver rischiato di segnare il secondo gol, sta cercando di assestarsi e capire anche quando affondare nella retroguardia del Genoa, che per quanto riguarda i contropiedi sta lasciando parecchio spazio alle offensive rossoblù, Franci. Sì, poco fa un tiro di Zappa che cercava Viola ma troppo lungo e non è riuscito ad arrivarci. Cagliari che sta cercando di prendere un po' più tempo, di come posso dire, temporeggiare per prendere appunto il fiato e poi riattaccare il Genoa, che si fa colpire, ma che abbiamo visto colpisce anche, quindi non tanto facile. Intanto Luvumbo sta mettendo davvero in difficoltà i difensori avversari, perché abbiamo rivisto l'occasione di qualche minuto fa su cui abbiamo detto stava controllando il VAR per il rigore, e la spinta di Dragusin è molto evidente, ha veramente rischiato, perché poi spinge proprio si vedono proprio le mani che si staccano dal corpo e vanno a cercare di buttar giù Luvumbo. In questo caso valutato regolare l'intervento del difensore ex Juve, ma deve stare parecchio attento. 2 cambi per Gilardino, fuori Strootman e Badel, dentro Puskás e Torbi. Sono queste quindi le scelte del tecnico del Grifone, che in questo momento sta cercando di riorganizzare una squadra che nella seconda metà è vero che ha avuto una grande reazione nel cercare nel trovare il gol del pareggio, ma anche è vero che è un'azione nata in modo un po' casuale di una palla che era stata sbagliata e che ha rischiato poi la stessa squadra genoana subito dopo di prendere
vedere il secondo gol del Cagliari, e quindi Gilardino giustamente cambia un po' la sua linea mediana per dare freschezza a centrocampo e cercare di riprendere una partita che in questo momento la squadra dei Ranieri sta giocando decisamente meglio. Franci, sei d'accordo? Sì, d'accordo. Un Genoa che secondo me in difficoltà cerca di portare un po' di freschezza all'interno del campo, che è quello che serve ai giocatori per far svoltare la partita. Sì, un Genoa che cerca di attaccare forte il Cagliari, cerca anche di andare sui duelli, di andarci forte con gli attaccanti rossoblù, che quindi vengono un po' cercati di scoraggiare dal tentativo di andare a raggiungere il pallone. Se dovesse entrare un giocatore come La Padula oggi con queste insicurezze difensive, si potrebbe davvero mettere paura al Genoa, perché l'attaccante peruviano è quel tipo di giocatore che non ti lascia mai, anche quando sembra che la palla tu non la possa perdere, lui va ad attaccarti. E quando trovi dei difensori giovani, bravi ma comunque giovani, che tendono a farsi un po' prendere dal panico quando vedono l'attaccante avvicinarsi un po' troppo, un giocatore come Gianluca La Padula può risultare determinante ai fini del risultato. E a questo punto ci aspettiamo che prenda parte al match nei minuti che mancano e sia tra le scelte di mister Ranieri. Noi intanto ci fermiamo un attimino per lasciare spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per il commento di Cagliari Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Qualche minuto fa ci ha provato Luvumbo con un contropiede fulmineo a mettere in difficoltà la difesa genoana, ma si è incartato nella parte finale. Noi intanto andiamo a viverci la partita direttamente dalla voce della cronaca di Vittorio Sanna. 63-46, siamo sempre sull'1-1, ma il Cagliari più volte è ripartito in modo pericoloso. Ora il tacco per Viola da parte di Luvumbo, Viola la spalla alla porta, tenta di voltarsi ma non riesce a passare, viene chiuso nella sua azione, spalle alla porta per lui con l'attaccante o l'attaccante della palla, cioè il suo difensore addosso. Riesce difficile, anche perché sappiamo l'unico piede è il sinistro. La rimessa con le mani in favore del Genoa all'altezza del campo. Ora Viola può giocare a trequartista dietro Petagna e Luvumbo per l'uscita di scena di Olistanio, e in questo senso continuo a pensare che possa essere solamente dettata dalla fatica, perché Olistanio era quello che ha acceso il Cagliari in questo secondo tempo. Attenzione a Luvumbo che parte, punta l'avversario, ancora Luvumbo dentro l'area, Luvumbo si libera di De Winter, il cross all'interno per Janko, la palla per Zappa, non riesce a chiudere il Cagliari ad attaccare intorno ai suoi passi, la palla per Makumbu, calcia Makumbu, pallone ribattuto, ancora Makumbu, ma che peccato, un'azione
che poteva essere sfruttata decisamente meglio. Attenzione ancora a Zappa, altro cross ribattuto, il pallone per Janko che ci fa soffiare il pallone, attenzione che stiamo pasticciando il fallo di Makumbu ai danni di Martin, l'arbitro non fischia, si riprenderà con la rimessa con le mani, attenzione perché adesso il Makumbu, o meglio il giocatore simile all'Uvumbo lo mette anche il Genoa, cioè Aps, un giocatore rapido e se volete anche fisicamente simile all'Uvumbo, entra in campo per questo secondo tempo, continua Gilardino a rimuovere, le mosse sono simili e non è escluso che a uscire possa essere, infatti è così, esce in questo caso addirittura un difensore per far entrare Aps, che è un giocatore che parte dall'esterno ma che diventa veramente sempre molto molto pericoloso. Adesso il calcio di punizione, il portiere Martinez, sempre 1-1 il punteggio, eccolo Martinez che sta per calciare, l'arbitro dà l'ok ora perché possa riprendere il gioco, ecco l'arbitro ancora che aspetta cercando di capire cosa sta succedendo, batte Martinez, il pallone al di là della linea del campo nella zona di Puskas che fa da torre, pallone che viene messo sui piedi di Prati a sinistra per Augello che può correre nella corsia di sinistra, Augello conquista la tre quarti a grandi falcate, il tentativo di cross dall'altra parte per Viola, anticipato, pallone che rimane nella zona di Prati che vince un rimpallo, c'è Luvumbo a sinistra, viene servito il cross di Luvumbo all'interno, lungo per Viola, il colpo di testa, pallone ancora verso Janko, c'è alle sue spalle Zappa, viene servito, Makumbu che chiede palla al centro, non viene servito, pallone dentro con Viola in fuorigioco, Viola che controlla ma era in fuorigioco, secondo me tra poco si alzerà la bandierina, non lo fa adesso l'assistente, l'abbiamo vista sia io che tutti i giocatori del Genoa che si stavano scaldando che era fuorigioco e l'azione era continuata comunque. 21:48 nel secondo tempo, sempre 1-1 lì nello studio. E quindi il Cagliari che continua a infrangere delle occasioni importanti nel corso di questa seconda metà, ci sta provando con delle ripartenze rapide a mettere in difficoltà la squadra allenata da Gilardino, ma fino a questo momento non è riuscito a imporsi, a trovare la via del gol. Peccato, come dice bene Vittorio, perché poi effettivamente quando ripartiamo, Franci, siamo rapidi, riusciamo a ribaltare il fronte in men che non si dica. Sì, quando siamo rapidi facciamo paura. Sinceramente non ho capito lo scambio fuori Oristanio per Petagna, proprio perché appunto Oristanio aveva dato quell'energia e la carica che la squadra cercava e di cui aveva bisogno. Forse ha manifestato qualche acciacco? Penso sia più una scelta conservativa, perché Oristanio comunque ha giocato larga parte della scorsa partita mercoledì in Coppa e si trova abbastanza stanco, e poi ci sta anche cercare di cambiare la tipologia di giocatori in campo, mandando in gioco una forza fresca come Petagna, che è in forma, che è entusiasta anche da ciò che ha svolto nel corso del match di Coppa Italia, riuscendo poi a confezionare l'assist finale e decisivo per la rete di Lapadula, che fino a questo momento non è stato scelto da Ranieri per entrare sul rettangolo verde. Vedremo come sarà l'impatto di Petagna sul match, si può andare da lui per cercare una via e un appoggio, una boa per poi servire gli attaccanti più in là. Petagna che deve mettersi sotto e che piano piano sta però conquistando anche i suoi più acerrimi detrattori, visto che è comunque arrivato a Cagliari non con tutto il favore del pronostico, ma attraverso tante critiche e anche una grande diatriba con il Monza. E Petagna subito determinante, assist per Gabriele Zappa e 2-1 del Cagliari, che quindi si riporta in vantaggio. Qualche giro d'orologio sono, Gabriele Zappa ha sfruttato molto bene una palla sporca che Petagna ha gestito in modo ottimo, l'ha servito sulla destra, tiro sul primo palo forte, Martinez non è riuscito a fare in tempo a scendere per effettivamente respingere fuori la conclusione del terzino rossoblu, e quindi gol del Cagliari che si riporta in avanti. Bello il lavoro di Petagna, lo scambio con Makumbu, una palla che è rimasta là, ottimo il suggerimento per Zappa, che poi calcia forte, rasoterra sul primo palo, non si fa ingolosire da una traiettoria più elegante e riesce a concretizzare la rete del 2-1 per il Cagliari. Ma dobbiamo ancora dire ottimo lavoro di Petagna, che ha subito dato quel riferimento di cui parlava Vittorio durante tutta la partita. Franci, sei contenta di questa entrata? Sono contenta. Petagna che dimostra partita dopo partita di giocare proprio
per la squadra, Andrea, visto? Cioè trova sempre, è super attento e trova la strada per fare il giusto passaggio che porta poi alla svolta. E ora ci vuole una prestazione del Cagliari con grande impegno, con grande attenzione, perché non si devono commettere gli errori commessi anche in precedenza, quando si era passati in vantaggio grazie alla realizzazione di Nicolas Viola. Si era stato poi concesso subito dopo il gol del pareggio del Genoa, e questo non deve essere una cosa che si ripete, ma Cagliari che quindi rimette la testa avanti grazie alla rete di Zappa. Ancora una volta i cambi di Ranieri sono determinanti per la squadra. Pensate, sono stati fatti 3 cambi dal 45esimo in poi. Sono entrati Viola, autore del primo gol, Zappa, autore del secondo, e Petagna, che ha fatto l'assist proprio per il numero 28, ex Pescara, Gabriele Zappa, che ormai è affezionato componente della squadra rossoblù da tanti anni e ogni anno riesce a trovare quel qualcosa in più. L'anno scorso abbiamo visto una maggiore indole offensiva di Gabriele Zappa, e anche quest'anno sta riuscendo a confermarla. Intanto scintille per quanto riguarda scintille qualche minuto or sono. Gudmundsson deve avere una vista non troppo nitida, perché poi è andato a fare muso duro con Dossena, che più o meno è il doppio di lui, Franci. Era un po' rischioso per Gudmundsson, che non ha gradito un contatto finale, ma su una palla sporca. Abbiamo parlato del nervosismo, ora si accentua ancora di più. Il nervosismo regna, ma già l'avevamo visto, adesso possiamo solo che aspettarci il peggio. Tra l'altro appunto poteva rischiare. Tra l'altro era Goldaniga con Gudmundsson, sì. Esatto. Vedremo un po', perché poi Goldaniga ha spinto uno e Gudmundsson ha risposto con uno schiaffetto, giallo giusto, perché poi non c'era intenzione di fare male effettivamente dal fantasista ligure, ma un nervosismo che sta regnando sempre di più per quanto riguarda questa frazione di partita, vista anche la posta in palio e vista anche che il tempo è sempre minore da giocare. Ora il Cagliari conduce in maniera convincente, continuano gli scontri, gli 1 contro 1, dopo aver visto Gudmundsson e Dossena. Dall'altra parte non se ne sono mandati a dire neanche Dragusin e Nicolas Viola, con delle collate importanti chiamiamole così, Franci. Sì, ma è normale, il clima che ci aspettavamo, perché anche il Genova oggi cercava la riprova, la conferma di un altro successo, di quella continuità che serve anche al Genoa, che tra l'altro era messo decisamente meglio del Cagliari. Sì. Quindi è una cosa normale. Una cosa normale. Intanto continuano a cambiare i risultati per quanto riguarda le partite del calcio internazionale. Ci eravamo lasciati con l'ultimo aggiornamento dell'Eredivisie, che intanto è terminata la sfida tra Zwolle e Sittard. Ci eravamo lasciati sul 2-1 per il Volendam nel finale del match tra Nijmegen e Volendam. Bene, ha segnato prima il 2-2 il Nijmegen, poi è tornato in vantaggio il Volendam per 3-2 e ancora ha segnato il Nijmegen per concludere la partita in roccambolesco 3-3, di cui la maggior parte dei gol nei minuti conclusivi. E vedremo anche gli altri, vi aggiorneremo anche sulle altre partite, perché poi effettivamente sono cambiati anche i risultati per i match di Serie B. Si gioca in 3 campi in questo momento. Cremonese contro Spezia, risultato parziale di 1-0, appena segnato la Cremonese. Il Parma è in vantaggio in casa nella sfida contro il Südtirol, e la Reggiana si sta dividendo la posta 0-0 nel match contro il Lecco, iniziato da poco più di un quarto d'ora. È iniziato anche il match per quanto riguarda la Liga Spagnola tra Valencia e Granada, risultato ancora di 0-0. Cagliari che continua a pressare e cerca di mettere in difficoltà anche il Genoa quando sta costruendo l'azione, Franci. Sì, Francesco Oppo ci scrive su YouTube: Gilardino non deve aver azzeccato i cambi giusti, mello supponnoso. Davvero. Speriamo che sia così, speriamo che possa confermarlo il tempo che manca al termine del match di una partita che in questo momento vede il Cagliari davanti per 2-1 grazie alle reti in apertura di primo tempo di Viola. Il momentaneo pareggio della squadra ospite del Grifone con Gudmundsson per l'1-1, e infine fino a questo momento la rete che sta decidendo la partita è quella del 2-1, firmata da Gabriele Zappa su suggerimento di Andrea Petagna, che piano piano, come detto, sta scalando
scalando le gerarchie di gradimento tra i tifosi rossoblu, e anche oggi ha avuto subito un impatto importante sulla gara. Ora abbiamo già fatto i nostri 3 cambi, mancano ancora 2 cambi per quanto riguarda la fase finale. A questo punto vedremo quali saranno le scelte, ma penso che Ranieri aspetterà un po' di vedere come si continua a mettere la partita, e forse aspetterà anche le mosse di Girardino. Franci, cosa pensi? Che ora voglia tentare un qualcosa un po' più di risposta al posto di essere lui il primo a giocare le carte? Sì, ho visto qualcuno che riscaldava. Comunque mi pare che al momento la Padula non sia tra le scelte per i prossimi ingressi. Ho visto Azzi nel bordo campo, quindi probabilmente vorrà far entrare Azzi, però sicuramente vuole aspettare l'azione, diciamo, della squadra del Genoa. Sì, un Genoa che adesso deve rincorrere, quindi dovrà lasciare anche maggiori spazi per quanto riguarda la fase difensiva, spazi che potranno essere utilizzati in maniera intelligente dal Cagliari, potrebbero portare a delle situazioni di superiorità importante quando si va a ribaltare il fronte dell'azione in modo veloce. E direi che un giocatore come Luvumbo, è vero che oggi forse gli stiamo chiedendo qualcosa in più del solito, perché lo stiamo ottenendo fino ai minuti conclusivi, ma un giocatore del genere, quando una delle due squadre si deve esporre in maniera importante per cercare di rincorrere la partita, può essere fondamentale. Arbitro che invece negli ultimi minuti ha un po' cambiato metodo di giudizio, sta concedendo quei falletti ai difensori che fanno molto comodo quando poi ci si trova in una zona pericolosa, davvero di contatti accentuati esageratamente poi da chi li subisce. Un Cagliari che deve mantenere la concentrazione. Il Genoa sta attaccando, qualche minuto fa ha segnata anche una punizione pericolosa, come ha detto, dall'out di destra per un fallo su Zito Luvumbo, e quindi Cagliari che deve stringere i denti. Noi tra pochissimo andremo a viverci il match direttamente come se fossimo allo stadio, Franci. Andiamo dalla voce del nostro Vittorio Sanna a goderci la partita e speriamo possa raccontare dei minuti di gioia come è successo nella scorsa settimana, e come è successo anche all'inizio di questo secondo tempo con il gol. Purtroppo nel giro del collegamento non ha fatto in tempo a scaccare vita, è arrivato anche subito il pareggio avversario. Cagliari che ci prova, e Viola a questo punto sta facendo un buon lavoro in 3/4. Franci, sta riuscendo a non far rimpiangere Mancoso nel corso di questo secondo tempo. Sì, Viola sta riuscendo a gestire bene la partita e sta creando alla squadra lo stesso equilibrio di Mancoso, quindi non c'è appunto un sentimento di mancanza di Mancoso. Concentrazione è quello che serve adesso al Cagliari, che non deve perdersi di neanche un secondo. Non deve perdersi in un bicchiere d'acqua in questo finale. La squadra rossoblu, Ranieri ha effettuato anche l'ultimo cambio per quanto riguarda le finestre, il penultimo per quanto riguarda le finestre. Fuori Yankto e dentro Azzi, ma noi andiamo a farci raccontare la partita direttamente dalla cronaca di Vittorio Sanna. C'è il Genoa che attacca dal settore di destra, attenzione, pallone che viene portato verso l'interno dell'area, ancora tenuto in questo caso da Gudmundsson, il vero pericolo del Cagliari. Parte nuovamente Luvumbo in contropiede, porta avanti il pallone, al suo fianco Viola, cambia direzione Luvumbo, va su Viola per tentare poi di scattare, il pallone gli viene reso, attenzione, scatta ancora Luvumbo, manda giù il diretto avversario, accenna ad accentrarsi, poi si ferma e viene falciato letteralmente dal diretto marcatore, e quindi c'è calcio di punizione. È stato Malinowski che praticamente lo ha messo giù in questo ulteriore scatto e controscatto. Luvumbo si vede che è stanco, non ha cercato di andare via, e poi alla fine Malinowski lo ha messo giù ritornando su di lui. Rimane a terra in questo caso Luvumbo perché possa recuperare secondo me un po' di energie, non per chiedere l'intervento della panchina, mentre protesta Sabelli in questo caso, e vediamo se c'è bisogno di fare intervenire la panchina. Non sarebbe il caso, se non si tratta di nulla di grave. Luvumbo è preferibile che si rialzi immediatamente, invece rimane ancora a terra dolorante, quindi probabilmente il problema esiste, e vediamo se l'arbitro consente all'ingresso, e sì, in questo momento sì, facendo di sì, gli chiede la barella, chiede addirittura, per andare a soccorrere Luvumbo. Indicazioni che vengono date al quarto uomo, dialoga all'arbitro che forse non vuole che
venga prodotto e indica nuovamente la barella. La barella non esiste, cioè, non c'è la barella. Arriva la barella senza per entrare i medici. Infatti i medici lamentavano il fatto: scusa, perché la barella, se per caso possiamo intervenire noi? Insomma, il mio intervento sarà caratteristico, perché ancora una volta gioco fermo per lunghi minuti con Luvumbo che è rimasto giù. Ecco che adesso si avvicina anche Makumbu, i balenieri che lo vorrebbero portare direttamente sulla barella, lui invece che aspetta il dottore che è arrivato nel frattempo, e quindi vediamo un po' che cosa si prepara ora per Luvumbo, che sarà costretto a uscire a bordo campo almeno fino a che non riprende il gioco, leggermente zoppicante, nuovamente in piedi, mentre Shomurodov, il giocatore che si sta vestendo per sostituire Zito Luvumbo. Shomurodov, che sta per entrare in campo, dice di aspettare in questo caso il medico, ma vediamo un po' se Ranieri è disposto a farlo. Mi pare che ci siano ancora dialoghi tra la panchina e si è rimesso in piedi Luvumbo, quindi probabilmente l'ingresso di Shomurodov non è necessario immediatamente. Luvumbo che potrebbe rientrare, passa nel frattempo la punizione, palla fuori area, Augello al sinistro, il pallone alto sulla traversa. 36 minuti andati via nel corso del secondo tempo, rientra nel frattempo Luvumbo e si rimette la pettina a Shomurodov, mentre il pallone viene giocato immediatamente su Malinowski alla sua destra per De Winter, avanza De Winter portando il pallone, ancora De Winter, lo attende Viola, si ferma De Winter e va su Dragusin, da questi a sinistra per Malinowski, molto arretrato. Malinowski accelera portando palla, lo attende Azzi, Malinowski ancora che va a cercare spazio, pallone in avanti, ottimo l'anticipo di Dossena, la palla per Makumbu, pallone a sinistra per lo scatto ancora di Luvumbo nel duello con Sabelli. Luvumbo con una serie di finte si ferma e poi dà l'indietro all'indirizzo di Augello che cambia gioco, va ancora a destra, quel pallone che poi Goldaniga sposta verso Zappa, Makumbu sbaglia, pallone in fallo laterale, lì nello studio. E quindi un Cagliari che continua a provarci, continua a far paura al Genoa. Un intervento duro quello di Malinowski su Luvumbo. Ricordiamo tra l'altro che Malinowski è anche già ammonito, quindi deve stare veramente attento quando poi va a intervenire così sugli avversari, anche perché il fallo era abbastanza netto e l'arbitro ha deciso di graziarlo per quanto riguarda questa occasione. Noi ci fermiamo, l'ultimo stop di questa puntata di A Suon di Gol, per lasciare spazio alla pubblicità, ma poi torniamo insieme per seguire gli ultimi minuti di questo Cagliari Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Nel 2024 termina il mercato tutelato e i tuoi costi in bolletta potrebbero aumentare. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di mercato libero. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi,
Training sponsor Cagliari Calcio. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Cagliari e Genoa continuano a darsi battaglia, siamo qui per l'ultima parte di A Suon di Gol, l'ultimo minuti di questo match che sta andando in scena all'Unipol Domus e che vede per fino a questo momento il Cagliari in vantaggio per 2-1. Abbiamo parlato del gol in apertura di secondo tempo di Nicolas Viola, le scelte insieme a Zappa già subito effettuate da Ranieri nel corso della pausa tra la prima e la seconda metà, il pareggio immediato di Gudmundsson che ha sfruttato molto bene un errore difensivo di Goldanica mandando la palla dietro le spalle di Scuffè con un tiro quasi mezzo pallonettato, e poi il secondo vantaggio del Cagliari che con il nuovo entrato da pochi minuti Petagna è riuscito a lavorare un ottimo pallone dentro l'area, e che poi con colui che è entrato invece nel corso della pausa della prima, tra la prima e la seconda frazione, Zappa è riuscito a concludere verso la rete per il 2-1 che fino a questo momento sta decidendo il match, un match che il Cagliari continua a voler giocare con impeto, cercando di andare a fare sempre più male alla squadra avversaria, e adesso probabilmente sta continuando il suo gioco offensivo alla ricerca del gol. C'è stata un'occasione incredibile qualche minuto or sono, Petagna trovato dal tiro respinto di Azzi, l'arbitro ha fischiato per un fuorigioco, dovrebbe essere di Petagna in partenza. Adesso naturalmente ci sarà la conferma per quanto riguarda la posizione irregolare di Petagna, ma sembrava avesse assegnato il calcio di rigore all'arbitro, ma la decisione poi è stata cambiata per una posizione irregolare davvero di poco, anche qua, perché poi il tiro era stato rimpallato e a me non sembrava che Petagna fosse molto più in avanti degli avversari, con il suo diretto marcatore che non ha saputo intervenire in modo corretto su di lui e lo aveva steso con una trattenuta abbastanza evidente. Peccato, poteva essere davvero un'occasione ghiottissima per il Cagliari nei minuti finali, Franci. Sì, qua su YouTube scrivono che era Azzi in probabile fuorigioco, ecco, okay. Per quello non abbiamo visto Petagna in nessuna posizione ambigua, diciamo. Allora probabilmente c'è il fuorigioco precedente di Azzi sull'azione, esatto. Poi l'arbitro effettivamente aveva fischiato la massima punizione possibile, ovvero la battuta dagli 11 metri, ma poi non c'è stata poi concretizzazione a causa del fuorigioco precedente di Paolo Azzi, che si è fatto trovare oltre l'ultimo difensore, andando a vanificare poi effettivamente tutto il lavoro fatto. Azzi che ci ha provato qualche minuto or sono, grande discesa sulla fascia che è arrivata fino al tu per tu con Martinez, quasi con il difensore che continuava a marcarlo. Anche lui ha cercato la soluzione forte e bassa sul primo palo, e invece il palla che si è spenta di poco al lato, ma Cagliari che continua a essere parecchio pericoloso con queste ripartenze fulminee che riescono a mettere in gioco i suoi giocatori più veloci e più rapidi a spostare il baricentro della squadra. Tanti gol in questo momento arrivano dai campi europei. Ha pareggiato il Le Havre sul campo del Tolose, è passato in vantaggio il Wolfsburg in casa contro il Werder Brema, ha trovato il raddoppio invece la Cremonese per quanto riguarda il campionato di Serie B nella sfida contro lo Spezia, 2-0 il parziale. Il Parma ancora sta conducendo per 1-0, invece ha trovato la via del gol anche la Reggiana contro il Lecco, e quindi altro risultato che cambia, mentre abbiamo rivisto effettivamente il fuorigioco di partenza di Azzi. Davvero un peccato, con metà del corpo in avanti, è stato un millesimo di secondo che non gli ha permesso di essere in posizione corretta
corretta per poi andare a concludere verso la porta e rendere il tutto maggiormente efficace. Noi ci siamo quasi, Franci, è arrivato il momento di concentrarci, è arrivato il momento di trasferirci con il nostro teletrasporto tra pochissimo sul campo del Cagliari, su un Unipol Domus che in questi minuti finali vorrà sostenere a gran voce i suoi paladini per conquistare questa vittoria casalinga con il Genoa, e andiamo a farci raccontare il tutto tramite la voce di Vittorio Sanna. Altro pericolo corso da parte del Cagliari sulla girata all'interno dell'area che è finita di poco alta. Bisogna difendere il 2-1, 6 minuti di recupero che stanno iniziando in questo momento, cioè da soffrire in questo finale di gara. Ma il Cagliari aveva la possibilità di chiudere più volte il match e speriamo che gli si ripresenti ora con la possibilità di concretizzare. Ecco il pallone per Petagna nel duello con Dragusin, protegge Petagna, Dragusin lo attacca, non c'è fallo secondo l'arbitro e quindi il recupero di palla da parte della compagine genoana, mentre Petagna manda a quel paese a più riprese l'assistente per la mancata segnalazione. L'arbitro lo ha ammonito Petagna al 91esimo minuto per proteste. Nel frattempo punizione battuta con Gudmundsson che viene fino alla linea di difesa per impostare, lancia lungo verso Torsby nel settore di destra, la sponda per Ekuban a cercare ancora Torsby, il pallone ritorna verso Torsby, il colpo di testa di Dossena, ancora il colpo di testa di Sabelli, poi quella all'indietro di Makumbu, ancora il pallone da Luvumbo a Viola che cambia gioco sbagliando tutto, regalando il pallone a Martinez, cambia gioco sbagliando tutto, non ha voluto aspettare l'arrivo di Luvumbo, mentre Obert è pronto all'ingresso in campo, cambio gioco ancora verso Torsby, lo stop di Torsby che appoggia ancora lateralmente per Sabelli che finge il cross, va ancora su Torsby davanti a Viola, il pallone crossato all'interno dell'area, il miracolo di Scuffetti con il corpo sul tiro, colpo sicuro, salvato il risultato, Prati per Luvumbo che parte, avanza Luvumbo, non è lucido come all'inizio della partita chiaramente, Luvumbo, il cross sbagliato, ancora Luvumbo nel duello con Torsby, non c'è fallo, è stanco Luvumbo, infatti ora si tocca la coscia e sarà probabilmente lui a lasciare il posto a Obert in questo finale. Siamo al terzo minuto, anzi al secondo minuto, è andato via il secondo minuto, inizia il terzo di recupero. Viola che riceve ancora, prolunga il pallone, va lui stesso a fare Luvumbo, De Winter lo ostacola, Viola riporta via il pallone, c'è fallo secondo l'arbitro, le proteste di Viola, la munizione per Viola che perde i punti nel fantacalcio di Roma. È stato ammonito Viola, il pallone quindi che può essere giocato ancora da Gudmundsson che avanza palla al piede, il passaggio nel settore di destra per Torsby che cambia ancora dall'altra parte, Azzi che allontana nella zona di Makumbu, Gudmundsson l'anima del Genoa, il pallone ancora all'indietro, il tocco in avanti verso Torsby ancora a destra per Sabelli che tocca ancora all'interno, il colpo di testa fuori da sponda, attenzione a Ekuban, non passa, Dossena allontana direttamente in fallo laterale. Ancora 3 minuti di sacrificio, ancora 3 minuti di sofferenza con Obert che sta per entrare in campo, l'assistente gli dice ancora di aspettare, Ranieri controlla che tutto sia a posto, arriva un secondo pallone in campo ma non serve, viene mandato dalle parti di Martinez, viaggia ora, Martinez lo calcia lontano direttamente in tribuna, mentre la rimessa in gioco del Genoa è effettuata all'indietro. Attenzione perché ormai il Genoa è tutto in avanti, il Cagliari deve difendere, ancora Gudmundsson che fa praticamente la catapulta, manda i palloni letteralmente avanti, è sempre lui a calciare, pallone ribattuto in fallo laterale, la rimessa in gioco per il Genoa con Obert che è pronto all'ingresso in campo ma non viene fatto entrare ancora in campo, la rimessa in gioco ancora di Aps, pallone all'interno dell'area allontanato con Luvumbo che ormai non scatta più, scatta Viola al suo posto ma c'è Gudmundsson a fare anche il portiere, il pallone all'indietro per il portiere Martinez, ecco che lui stavolta a calciare, la qualità non è la stessa di Gudmundsson, il colpo di testa di Augello, la palla in fallo laterale con Augello che rimane ancora a terra nello scontro con l'avversario, altri 2 minuti, Augello ancora una volta colpito e abbattuto ma rimane a terra su quest'altro scontro con il diretto avversario, mentre Sabelli fa notare l'orologio,
al direttore di gara. È pronto Obert, vediamo chi sarà ad uscire. C'è stato lo scontro con Torsby, è pronto ad uscire secondo me Luvumbo, che continua a allungarsi vediamo un po'. Viola viene chiamato alla posizione più arretrata, sarà Luvumbo verosimilmente ad uscire, mentre il gioco proseguirà con un calcio di punizione per il Cagliari, e questo è un grande sollievo. Esce il 27 Augello, quindi non esce neanche adesso Luvumbo, che dovrà giocarsi questo ultimo minuto di gioco più ulteriore recupero, perché secondo me l'arbitro recupererà almeno altri 30 secondi. Augello viene chiamato alla sostituzione, ecco che viene chiamato alla sostituzione, continua a parlare con c'è il cambio e Augello non si sincera di questa decisione, deve uscire per fare posto a Obert, ma finché non esce Augello non può rientrare Obert. Siamo ormai al 96esimo, diventerà un altro minuto di recupero, quindi calcoliamone almeno 1,5. Ecco che l'arbitro mi pare abbia indicato proprio questo, quindi diventeranno 7 i minuti di recupero, mentre va al calcio di punizione il portiere Scuffet. Tutto il Cagliari è adesso al di là o vicino alla linea centrale del campo, pronto a calciare Scuffet per mandare lontano il pallone. In questo diventano 6 il pallone avanti, vediamo un po' se sicuramente un altro lo farà recuperare di sicuro. Gudmundsson, ancora lui a mandare la palla avanti per lo scatto di Puskas, sul quale va Goldariga. Puskas che tende ad andare via, c'è il solito insuperabile Dossena che protegge il pallone, riesce a evitare anche il calcio d'angolo, lo attacca Puskas, addirittura conquista una rimessa al fondo e arriva il pubblico. Grande Dossena, veramente grande, perché questo potrebbe essere la giocata che ci porta alla vittoria. Ormai siamo al 7° minuto di recupero da giocare, in questo 7° minuto altri 40 secondi. Scuffet ritorna sul posto per la battuta, ecco che Guida gli dice di battere. Scuffet raccoglie, sale l'incitamento di tutto l'Unipol Stadium. Il Cagliari sta per ricominciare da 3, ha ammonito Scuffet per il ritardo, mentre Scuffet indietreggia e l'Unipol Domus riprende a tremare come la settimana scorsa con il Frosinone. Stanno per arrivare 3 punti pesantissimi, altri 3 punti che ci portano lontano dal fuoco dell'inferno. È pronto Scuffet, calcia in questo momento la palla al di là della linea centrale del campo, Petagna di petto, Viola in avanti nella zona di Azzi, il pallone alzato male, è stato però deviato, ci sarà la rimessa con le mani in favore del Cagliari, con Azzi che è pronto a battere, la palla è per Viola, va vicino alla bandierina Viola a proteggere, viene spinto alle spalle, per l'arbitro non c'è fallo e si riprenderà con la rimessa al fondo da parte del Genoa, quando siamo ormai all'8° minuto di recupero. Il pallone che passa dritto, quindi siamo oltre il minuto di recupero in più. Pallone ancora scagliato avanti e mandato fuori. L'arbitro, che non fischia ancora, ha dato altri 2 minuti di recupero. Probabilmente Guida ci fa soffrire. Rimessa con le mani del Cagliari a cercare Petagna, lo scatto di Petagna, il fischio dell'arbitro. Il Cagliari incassa altri 3 punti pesanti, risale in classifica, ritorna tra i vivi, ora è sul prato della salvezza dopo aver battuto il Genoa, che diventa anche lui un obiettivo da raggiungere, perché il Genoa non è molto più su del Cagliari. La classifica cambia notevolmente, perché il Cagliari si lascia alle spalle l'Hellas Verona e l'Empoli e si avvicina all'Udinese, o meglio rimane a 1 punto all'Udinese e a 2 punti dal Genoa, quindi siamo fuori dalla zona di retrocessione per la prima volta in questo campionato, e questa è una grande gioia. Martinez nel frattempo va a litigare un po' con tutti, Augello cede alla provocazione di Martinez, che recupera la sua posizione e va a continuare a lamentarsi. Martinez, non so con chi ce l'abbia, si avvicina alla panchina Martinez con molti che lo portano via, mentre il Cagliari festeggia questa grande vittoria. Altri 3 punti importanti, 3 punti fondamentali, battendo il Genoa con delle scelte
di Ranieri che solo lui avrebbe fatto, perché magari noi in Tolistadio non l'avremmo levato, Mancuso non l'avremmo levato, ogni volta che ha fatto una mossa ha segnato chi è entrato, quindi come si può contestare un allenatore così? Assolutamente. Ranieri, re dei cambi in questa parte di stagione. Noi siamo giusti, stiamo arrivando alla fine, Vitto, quindi ultimo commento veloce su questa partita e settimana prossima dobbiamo andare a sfidare la Juve. Serviva una vittoria, è arrivata in modo anche rude, forse non lineare, non nitidissima, non pulitissima, è una vittoria ruvida, chiamiamola così, ma sono le vittorie che fanno la differenza, sono quelle vittorie che devi conquistare, quelle che non necessariamente devono essere pulitissime. Il Genoa ha giocato meglio del Cagliari per almeno mezz'ora nel corso del primo tempo, ma anche lei con un difetto, senza attaccanti. Sembrava essere il difetto principe del Cagliari, che invece con i cambi ha ottenuto il gol, prima inserendo Viola, che è stato l'autore del gol al posto di Mancuso, che non aveva assolutamente fatto male, ma su assist peraltro di Oristanio che sembrava essere anche stavolta l'animatore del Cagliari, e invece dopo l'1-1 immediato di Gudmundsson è arrivato ancora un altro cambio, e a uscire è stato proprio Oristanio. Anche qua molti, anzi quasi tutti, non abbiamo capito, è entrato quella punta che avevamo reclamato, e cioè il Petagna, e Petagna è stato colui che ha servito l'assist per realizzare il gol di Zappa. Anche lui è entrato nel secondo tempo, ma questa è la più comprensibile, al posto di Hatzidakos. Insomma, i cambi di Ranieri quest'oggi cambiano la classifica anche del Cagliari. A te Andrea, buona serata a tutti. Ottimo, salutiamo Vitto quindi da lui Poldomus, che si preparerà adesso. Ricorda a tutti Andrea, domani 18:30, siti YouTube di Galleria Progetti e di Vittorio Sanna, lo speciale 100 Rossoblu con l'intervista a Gigi Riva, ma non solo, 60 anni d'azzardo. E quindi non ce lo perderemo sicuramente, Vitto. Ci risentiamo sabato prossimo per la partita con la Juventus. Salutiamo Vittorio Sanna, che era in collegamento con l'Unipol Domus. Io ci tengo a ringraziare anche Franci per essere stata oggi qui con noi, e finalmente una vittoria, Franci, dai, è bello. Finalmente, queste sono le emozioni che ci piacciono. Le emozioni giuste, ne parleremo poi anche martedì su Master Calcio su Tele Sardegna. Io, Francesca Alberghina, Vittorio Sanna e Roberta Lai. Io sono Andrea Sanna, vi lascio con l'appuntamento per la prossima settimana per Juventus Cagliari di sabato alle 18. Noi saremo sempre qua su Radio Super Sound a suon di gol, perché questa è la radio che la accendi e ti accende.